Buona giornata e ben ritrovati con l'ormai quotidiano appuntamento con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata a tutti gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio. In primo piano l'aggiornamento per quanto riguarda i dati dei contagi in Veneto. Proprio pochi minuti fa l'azienda Zero ha reso noto il quotidiano bollettino dei contagiati in Veneto. Allora, per quanto riguarda i contagi siamo a quota 13.428 con un incremento di 335 persone risultate positive al test per il coronavirus. Attualmente positivi sono in Veneto 10.647 persone, in isolamento domiciliare 18.567. Pesante il bilancio delle persone che hanno perso la vita nelle ultime ore, quindi da ieri sera a questa mattina in Veneto sono morte 9 persone, quindi altre 9 persone hanno perso la vita e questo numero va a sommarsi ai 28 morti di ieri, 24 negli ospedali e 4 nelle strutture territoriali che portano quindi ad un bilancio davvero pesante, quello appunto delle ultime 24 ore appunto in Veneto, con 37 persone che hanno perso la vita. Per quanto riguarda i ricoveri non c'è nessun ricovero in più nella notte in Veneto, siamo quindi a 1521 pazienti ricoverati in reparti non critici, mentre i ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 257, quindi uno in meno rispetto a ieri. Quindi vediamo insomma che tutto sommato il trend è stazionario, con questo picco di decessi che si sono appunto registrati nelle ultime 24 ore. Quello che sta per aprirsi è il lungo weekend pasquale, un weekend per il quale ci sono anche molti timori da parte delle autorità, tant'è che dal Viminale è partita una direttiva a tutti i prefetti del nostro paese per intensificare i controlli. Il timore infatti è che, complici anche le belle giornate di sole, molte persone possano essere invogliate ad allontanarsi da casa, quindi a lasciare le proprie abitazioni per la passeggiata, ma anche per dirigersi verso località di vacanza al mare piuttosto che in montagna. Abbiamo sentito anche nel corso delle edizioni precedenti dei nostri telegiornali come nelle ultime ore, anche la scorsa notte, per esempio a Jesolo la polizia municipale abbia intercettato ben 300 auto di persone che nottetempo si recavano nelle seconde case, appunto nella località balneare. È chiaro che questa situazione preoccupa non poco le autorità, proprio perché potrebbe essere fonte di un ulteriore allargamento dei contagi, vanificando anche tutti quelli che sono gli sforzi che sono stati fatti fino ad ora per il contenimento dell'economia. Per parlare di questo abbiamo proprio in collegamento telefonico il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà. Eccellenza, buongiorno. Grazie per essere in collegamento. Buongiorno. Allora, c'è dunque questa direttiva del Viminale proprio sui controlli. Il timore è proprio quello appunto che ci sia un po' un allentamento, diciamo, di quelli che sono le misure restrittive, con molte persone quindi che possano riversarsi sulle strade verso le località di vacanza o comunque quelle dove tradizionalmente nel Ponte Pasquale si effettuano scampagnate o gite fuori porta. Qual è il piano, diciamo, che avete messo in atto in queste ore? È una preoccupazione effettivamente che c'è, perché poi tra l'altro il bel tempo sicuramente invoglia ad uscire e questo assolutamente deve essere evitato. È un'azione, diciamo così, di concerto anche con le altre province dove vi sono località di vacanza, di mare o di montagna che sono state appunto assolutamente cinturate attraverso controlli molto, molto stretti. E ovviamente anche in questa provincia ci saranno, in aggiunta a quelli che sono i servizi di controllo del territorio, che ormai sono quotidiani e molto massicci,
ulteriori e anche controlli proprio su quelle che sono le direttrici che vanno verso le località di mare o verso la montagna. E anche verranno presidiate tutte le zone, diciamo così, verdi delle colline, ne abbiamo tante di belle nella nostra provincia, Montello piuttosto che la zona del Prosecco e anche le stesse Restere, e con la collaborazione anche delle polizie municipali verranno attuati appunto questo fine settimana controlli assidui, perché effettivamente non venga vanificato con comportamenti irresponsabili i sacrifici fatti finora. I dati che avete appena indicato e che ho sentito ci danno la misura di come la situazione, sia pure in, come dire, in lieve miglioramento, sia ancora ben lontana da essere quella ottimale. Peraltro c'è anche un allarme che è stato proprio lanciato dall'ULSS Trevigiana in queste ore relativamente al contagio delle persone più giovani, cioè nel trend dell'epidemia quello che si sta notando in queste ultime ore è un abbassamento delle fasce d'età delle persone che risultano positive ai controlli, e quindi ovviamente è chiaro che un uscire di casa soprattutto in queste circostanze possa in qualche modo essere particolarmente pericoloso anche per coloro che magari fino a questo momento si sono sentiti come dire, un po' più protetti rispetto agli altri. Assolutamente così, diciamo che probabilmente le persone anziane sono state le persone colpite per prima in maniera più dura, ma non è assolutamente dimostrato, anzi il contrario, che le persone più giovani non possano essere contagiate e a loro volta diffondere il contagio. Poi chiaramente le situazioni personali, fisiche di ciascuno potrebbero anche in alcuni casi essere tali, magari in maniera anche inconsapevole, da aggravare quella che potrebbe in altri casi risolversi con una normale febbre o tosse o quant'altro, quindi non si può rischiare. Nessuno appunto può pensare di essere al riparo dal contagio, dall'essere magari portatore positivo del virus e quindi a sua volta di contagiare. Ecco, mi sento di dire questo, siccome in questi giorni anch'io, stando qui in città, ho avuto la percezione di una maggiore presenza di persone per strada, ecco, magari con le mascherine e quant'altro, ecco, sarebbe sbagliato che passasse il messaggio che solo perché abbiamo la mascherina si possa comunque uscire e fare cose diverse da quelle che sono fatte in queste settimane. Mi auguro che la chiusura per 2 giorni di tutti i supermercati, negozi e quant'altro aiuti, come dire, eviti anche uscite non appunto non sarebbero neanche motivate dal dover fare la spesa, e che effettivamente questo fine settimana contribuisca con comportamenti responsabili a far migliorare la situazione. Non lo vedremo nell'immediato, ma sappiamo com'è l'andamento del contagio, quindi sicuramente facendo degli errori questa settimana lo pagheremo poi nelle prossime. Sicuramente questa è una tendenza che ormai abbiamo purtroppo imparato a conoscere a nostre spese, ed effettivamente anche qui in redazione ci sono giunte molte segnalazioni nelle ultime ore anche di un traffico più intenso rispetto a quello che si era visto nelle giornate precedenti, forse anche perché magari la gente esce di più per fare la spesa, per fare gli acquisti per Pasqua. Vogliamo sperare insomma che sia per quello e non per andare nella seconda casa o per andare in giro. Comunque sicuramente più movimento in giro c'è, e l'hanno confermato anche i dati delle forze dell'ordine. Mi pare vi siate anche confrontati proprio nelle ultime ore su questo. Sì, assolutamente. Io devo dire, dalla percezione che ho, piuttosto limitata, e che tra l'altro, in quanto legata qui alla città, non si tratta tra l'altro di presenze in giro di ragazzi, ma anche di persone adulte, quindi sì, magari motivate anche da attività consentite, la spesa piuttosto che altro. Però io invito a tutti a veramente verificare fino in fondo se un'uscita sia necessaria o non si possa eventualmente rinviare, e comunque ecco, credo che ci sia il massimo senso di responsabilità
e mi piacerebbe pensare che le persone si adeguino a queste indicazioni più per un senso civico che non per il timore delle sanzioni, che pure verranno irrogate senza alcuna possibilità di giustificazione laddove i comportamenti fossero in contrasto con quanto prevedono le disposizioni normative. Ecco Eccellenza, due parole brevissime in conclusione sulla festa della Polizia, perché oggi è anche la festa della Polizia. Poco fa il messaggio del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ringraziato la Polizia di Stato per questo impegno straordinario, in modo particolare proprio un impegno anche sociale, ha detto il Presidente della Repubblica, che coglie i bisogni delle persone, soprattutto in questo particolare momento storico. C'è un messaggio insomma, che lei vorrebbe lanciare alle forze dell'ordine in questa giornata che è la loro festa, della Polizia nello specifico? Sì, assolutamente. Io stamattina con quest'ore in perfetta solitudine abbiamo deposto una corona proprio in questura. Solitamente questa cerimonia poi si accompagna ad altri momenti di convivialità, di discorsi e quant'altro. Quest'altro tutto limitato soltanto il giusto omaggio alla memoria degli agenti caduti. Sicuramente come dire, a tutte le forze di polizia operanti, quando parlo di forze polizia intendo la Polizia di Stato, Carabinieri, la Guardia di Finanza, ma anche la Polizia Penitenziaria, che sta facendo un lavoro importantissimo all'interno delle carceri, e a tutte le polizie municipali va un plauso e un ringraziamento per lo sforzo che stanno facendo in questo periodo, per un lavoro che è anche di grande delicatezza, di grande anche responsabilità, non sempre, non da tutti capito, perché spesso, come dire, la nostra società non è abituata ad accettare limitazioni o a rinunce, come ho avuto modo di dire, anche di poco conto, e quindi qualcuno, pochi per fortuna, ma insomma vedono in questi controlli, in questa attività qualcosa di, come dire, se non di persecutorio, comunque di molto, come dire, limitativo. In realtà bisogna veramente ringraziarli perché sono da oltre un mese impegnati in questa attività sul territorio, a rischio anche ovviamente della propria salute, con turni di lavoro importanti. Peraltro non in questa provincia per fortuna, ma in altri territori sono stati impegnati anche in attività proprio direttamente legate a quella che è l'emergenza sanitaria, hanno collaborato per portare bombe d'ossigeno. Qui sappiamo che sono anche a disposizione dei pensionati per prendere le pensioni, mi riferisco in particolare ai carabinieri, quindi direi che stanno svolgendo un'attività a 360 gradi e con grande impegno e con grande sacrificio, e quindi io ne approfitto per ringraziarli tutti e augurare loro tutti una buona Pasqua, anche se di lavoro. Grazie, allora ringraziamo il prefetto Maria Rosaria Laganà, prefetto di Treviso, per questo collegamento. Rinnoviamo quindi l'appello naturalmente a seguire quelle che sono le indicazioni che sono state date a tutti i cittadini, ovviamente di restare a casa. Chiaramente le immagini che abbiamo visto poco fa relative alla festa della Polizia sono quelle dello scorso anno, l'avete sentito, no? Quest'anno la cerimonia è stata ovviamente una cerimonia simbolica a porte chiuse, con solo questa deposizione di una corona d'alloro per le ovvie ragioni dovute appunto alla emergenza sanitaria. Noi ora tra poco dovremo collegarci con la collega Ilaria Marchiori, che si trova alla sede della Protezione Civile di Marghera, dove appunto alle 12:30 indicativamente dovrebbe incominciare la quotidiana conferenza stampa del Presidente della Regione Zaia. Ecco, la vedo già in collegamento. Ilaria, buongiorno.
Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. Che novità ci sono allora da Venezia? Sede della Protezione Civile regionale a Marghera. Siamo in attesa dell'inizio del punto stampa con il governatore Zaia e gli assessori alla sanità Lanzarina, alla Protezione Civile Bottacin. Siamo in attesa di capire quali saranno le novità di oggi e soprattutto che cosa succederà nei prossimi giorni. Posso però già darvi un'anticipazione, ovvero come di consueto c'è stato l'incontro, le videoconferenze con tutti i governatori delle varie regioni d'Italia e al centro della discussione odierna, e poi il governatore con tutta probabilità ci illustrerà i contenuti, ci sono state proprio le misure da adottare dopo il 3 maggio, cioè il da farsi. Dunque con tutta probabilità noi oggi sapremo che cosa succederà nella nostra regione e poi appunto di conseguenza anche nelle altre, insomma in base a come a quello che si sono detti e a come ci si organizzerà, che cosa accadrà, che cosa ci dovremmo aspettare dopo il 3 maggio, quali saranno le aperture, con che modalità. Naturalmente queste sono solo delle anticipazioni, non è ancora detto che le avremo insomma che lo sapremo con certezza quello che accadrà, però con tutta probabilità ci verranno fornite le informazioni di quelle che saranno insomma le linee guida di che cosa accadrà dopo il 3 maggio. Quello che però deve rimanere chiaro è che in questo momento non si può uscire. L'abbiamo sentito anche poco fa dal prefetto Raganà, ma la linea dei prefetti della nostra regione è uguale per tutti, proprio in vista del weekend di Pasqua e delle giornate di Pasqua e Pasquetta. Saranno intensificati notevolmente tutti i controlli, perché anche il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, in una dichiarazione, in un'intervista telefonica e poi anche alla carta stampata ha evidenziato come sta passando probabilmente nell'immaginario, ma neanche tanto nell'immaginario, insomma concettualmente tra i cittadini, che in queste giornate si potrà avere tra virgolette la licenza di poter uscire come si faceva o si fa sistematicamente a Pasqua e Pasquetta. Non è assolutamente così, le restrizioni restano in vigore e i controlli aumenteranno proprio in queste giornate. Ci sarà stato predisposto, ha detto il prefetto Zappalorto, un piano massiccio di controlli che andrà dal litorale, quindi dal mare, ai colli euganei e anche alle nostre montagne, proprio per evitare le classiche gite fuori porta, in particolare il giorno di Pasquetta, come è consuetudine fare. Addirittura è intervenuto sulla questione anche il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, che ha detto la città sarà blindata e proprio oggi firmerà un'ordinanza di chiusura del ponte della Vittoria, del ponte Spanno e del ponte di Cortellazzo per impedire qualsiasi passaggio. Saremo severi, ha detto, e sanzioneremo chiunque cerchi di aggirare tutte le disposizioni. Parole simili che sono state pronunciate anche dal sindaco Codognotto di San Michele al Tagliamento, dicendo: abbiamo programmato verifiche serie, mirate e incisive in collaborazione con tutte le forze dell'ordine. Vi prego di non venire a Bibbione, nelle seconde case metteremo in campo anche i droni. I droni saranno utilizzati da tantissimi primi cittadini in tantissimi comuni, soprattutto in quelle che sono le zone più gettonate per queste giornate di gite fuori porta di Pasqua e di Pasquetta. Dunque, lo ripetiamo, le zone del litorale veneziano, quindi le spiagge, i colli euganei e anche le montagne. Non si può uscire, rimanete a casa, non create aggregazioni, quindi non trovatevi nemmeno per grigliate di gruppo e pranzi, perché i controlli saranno davvero intensissimi in queste 2 giornate anche nella Veneziano.
Ecco, sicuramente quindi l'appello è quello che viene un po' da tutte le forze dell'ordine, dalle prefetture, dai primi cittadini, perché peraltro proprio poco fa è stato sottolineato come il rischio di una fase di ritorno dell'epidemia in questo momento sia molto elevato. Quindi la comunità scientifica, insomma, sono proprio delle ANSE uscite in questo momento, sono preoccupate perché il rischio di una seconda ondata, se non verranno mantenute le misure di isolamento sociale, di contenimento che fino ad ora hanno dato dei risultati che stiamo cominciando a vedere proprio in queste ore, pur restando comunque pesantissimo, l'abbiamo sentito il bilancio delle vittime nel nostro territorio, il rischio di una seconda ondata che ci porti quindi a ritornare indietro, a ricominciare tutto da capo è molto elevato. E questo l'ha sottolineato anche il governatore Zaia, mi pare proprio ieri, no, Ilaria, nel corso del punto stampa. Certamente il governatore in realtà lo sta sottolineando da settimane, e soprattutto le ultime settimane, quando si sono iniziati a vedere, gli ultimi giorni in realtà, quando si sono iniziati a vedere dei movimenti diversi da quelli che erano invece precedentemente, tanto che proprio ieri il governatore ha detto: la mia sensazione è che addirittura il 60% delle aziende abbia aperto, perché effettivamente se ne vede di movimento. Anche noi che continuiamo a girare, ci spostiamo per lavoro e per monitorare la situazione intorno a noi, vediamo che è cambiata effettivamente, c'è più movimento lungo le principali arterie stradali, poi anche lungo le autostrade. Fortunatamente non si vede nulla in parchi e giardini, però il movimento c'è, e la paura è proprio quella che si crei l'effetto Hong Kong, come l'ha definito proprio il governatore, ovvero che arrivi questa seconda ondata e che si sia costretti nuovamente a tornare in quarantena. A quel punto sarà ancora più difficile, più complicato, perché con la bella stagione, con il caldo, con l'estate alle porte, rimanere chiusi in casa sarà complicatissimo e difficilissimo per tutti. Dunque si chiede un ultimo sforzo, si chiede ai cittadini di pazientare ancora, di farlo adesso per non ricadere successivamente e trascorrere così tutta l'estate chiusi in casa e dover rinunciare eventualmente anche a quelle che potrebbero essere le vacanze nei mesi di luglio o di agosto a questo punto. Certo, sicuramente. Allora Ilaria, grazie intanto, torneremo a collegarci naturalmente più tardi, intorno a 12:30, per il consueto punto stampa del governatore Zaia, quindi appuntamento con la protezione civile dove ha sede l'unità di crisi a Marghera. Grazie a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio per questo collegamento. Ci colleghiamo quindi dopo. Nel frattempo, tra pochissimo, dovrebbe incominciare la conferenza stampa in streaming dei 3 sottosegretari veneti del Partito Democratico, Achille Variati, Pierpaolo Baretta e Andrea Martella, rispettivamente sottosegretario al Ministero dell'Interno Variati, all'Economia e alle Finanze Baretta e alla Presidenza del Consiglio Martella, con l'aggiornamento dei dati. Allora, vediamo se è cominciata. Vedo Variati che sta parlando. Italo, fammi sapere se siamo in grado di... forme di contrasto alla criminalità, e addirittura in un'occasione come questa della lotta al coronavirus, in prima persona, con grande generosità, pur correndo anche dei rischi, e ahimè abbiamo avuto delle vittime del dovere anche in questa occasione. Quindi gratitudine profonda. Ci sono delle immagini molto belle, qualcuna anche in Veneto, che al passaggio di una macchina della polizia cittadini dalle finestre applaudivano. Ecco, è un applauso che idealmente adesso ci sentiamo anche come uomini di governo di rivolgere, insomma, alla Polizia di Stato in questa occasione.
A proposito della Polizia di Stato, noi apriremo sempre questa conferenza stampa con alcuni dati riguardanti i controlli. Preciso che i controlli, poi verranno distribuite le tabelle, anche divise provincia per provincia del Veneto. I controlli sono fatti dalle donne e gli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri. Cioè, questi dati riguardano i controlli della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a cui poi bisognerebbe aggiungere i dati invece delle polizie locali, ma questi sono i dati in possesso e controllati da parte del Viminale. Complessivamente, alla data del 9 aprile, sono stati dall'11 di marzo, da quando sono iniziate con DPCM le restrizioni, dall'11 di marzo fino al 9 di aprile in Italia sono stati controllati 5.884.000 persone e 2.486.000 esercizi commerciali. In particolare nell'ultima decade, cioè dal 28 di marzo al 9 aprile, sono state 3,5 milioni le persone controllate e le sanzioni nei confronti delle persone sono state 121.000 e 1.218 per l'esattezza le denunce per false attestazioni e, quella che è più grave, 370 persone che avevano l'obbligo di quarantena in quanto certificati positivi sono stati invece trovati in strada e quindi sono stati denunciati in questo caso alla magistratura. Se questi sono i dati nazionali, veniamo invece ai dati del nostro Veneto. Noi avevamo diffuso la settimana scorsa il dato al 1° di aprile. In questa settimana l'evoluzione è stata questa. I controlli a tutto l'8 aprile hanno riguardato in Veneto 260.240 persone, 72.415 di più della settimana, cioè sono stati i controlli di questa settimana che hanno portato complessivamente a 260.240 controlli. Le sanzioni ora depenalizzate per chi non aveva un giustificato motivo per potersi muovere da casa, sono state globalmente 12.193 complessivamente. In questa settimana sono state sono state 4.157, quindi 12.193 in totale, 4.157 di questa settimana. Notiamo che poi ci sono i dati tabellari che verranno dati provincia per provincia. Notiamo che le persone sanzionate complessivamente dal 10 di marzo rappresentano circa il 4,68% delle sanzionate rispetto alle persone controllate. Però il dato poi un po' preoccupante è che nell'ultima settimana questo 4,68% è aumentato di un punto percentuale, cioè il 5,74%. Il che vuol dire che nell'ultima settimana, a parità sostanzialmente di controlli, sono state trovate più persone fuori posto, diciamo. E questo può preoccupare in vista anche del ponte pasquale. 16 sono le persone in più che sono state denunciate
per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione in quanto persone in quarantena, perché risultate, sono certificate dalle ASL positive al virus. Finora, quindi 16 in una settimana, 38 complessivamente sono state le persone trovate fuori casa pur avendo l'obbligo di quarantena in quanto veicoli per l'infezione. Ovviamente loro sanno che la denuncia sarà severa perché corrono in una sanzione penale che può andare da 1 a 12 anni, a seconda poi delle condizioni che saranno verificate dal giudice. Sempre sui controlli, le 2 province che risultano un po' più elevate in quanto a sanzioni sono la provincia di Padova e la provincia di Vicenza. Per loro quella media del 4,68 va oltre il 6,7 esattamente per Padova e 6,8 per Vicenza. Oltre che le persone controllate, ci sono stati anche gli esercizi commerciali controllati, che alla data dell'8 aprile sono stati complessivamente 185.829, ma devo dire che in Veneto le attività che sono state chiuse perché non hanno rispettato i divieti sono complessivamente dal 10 di marzo solo 33. Ora, questi dati dimostrano 2 cose. Uno, che la stragrande maggioranza dei veneti sta rispettando le norme, però assistiamo a un inizio di crescita di persone che fanno i furbi e devo annunciare che le forze di polizia di Stato, dei carabinieri della finanza e ovviamente le polizie locali saranno molto attive nel ponte, insomma nei giorni pasquali, di Pasqua, Vigilia, Pasqua, Pasquetta. Verranno fortemente controllate anche tutte le strade provinciali, oltre che i caselli autostradali, da e per le località turistiche di montagna, piuttosto che del mare, piuttosto che della collina, perché loro sanno che sono vietati i viaggi anche verso le seconde case. Questi sono i dati che volevo annunciare relativamente ai controlli. Passiamo a un altro argomento che mi riguarda e che sono i rapporti del governo nei confronti dei comuni, cioè delle autonomie locali. Dal Cura Italia, conversione Cura Italia, oggi al Senato, sono state adottate alcune misure soprattutto per dare liquidità ai comuni che hanno a loro volta la necessità di pagare fornitori, di far fronte alle loro spese. È stato l'anticipo del 67% del Fondo di solidarietà comunale che a livello italiano voleva dire 4,3 miliardi e sono stati anticipati di oltre 2 mesi rispetto alla normale, al normale giro di cassa dallo Stato ai comuni. 2 mesi, sono già entrati questi soldi nei comuni italiani. Per il Veneto questo ha significato 300 e dei comuni del Veneto 302 milioni. La norma poi della possibilità di utilizzare l'avanzo libero da parte dei comuni, che precedentemente doveva essere obbligatoriamente usato oltre che per gli equilibri di bilancio solamente per gli investimenti, ha portato la possibilità di utilizzare per spesa corrente 320 milioni in più per i comuni del Veneto.
Vi è stata poi una norma decisa in raccordo sia con la Cassa Depositi e Prestiti, non c'erano precedenti in Italia di questa portata, sia con la Cassa Depositi e Prestiti, sia con il sistema bancario ordinario, quindi attraverso l'ABI, i comuni potranno pagare la rata di giugno e la rata di dicembre dei loro debiti per investimenti solo per la parte degli interessi e non per la parte capitale. Questo è importante perché per i comuni italiani il non pagamento della quota capitale, che vedrà ovviamente una riorganizzazione del mutuo negli anni successivi, anche con un allungamento del mutuo stesso, comporta a livello italiano 1,7 miliardi sostanzialmente di risparmio di spesa corrente da parte dei comuni, 1,7 miliardi dei comuni italiani. Quindi per il momento il governo ha cercato di fare delle norme che, o comunque degli accordi con le banche e con Cassa Depositi, in modo da dare maggiore liquidità ai comuni. Invece 400 milioni a livello italiano sui buoni spesa, che hanno rappresentato 27,7 milioni per i comuni del Veneto, questo invece è denaro aggiuntivo già liquidato, in modo che i comuni possano svolgere questa azione che il governo ha posto con un atteggiamento fiduciario nei confronti dei sindaci e dei comuni, e cioè quello di arrivare prestissimo a consegnare il buono spesa a quelle persone che non sono quelle note ai servizi sociali dei comuni e quindi che hanno una, tra virgolette, storica fragilità, ma anche e soprattutto quelle persone che si sono trovate ora in grande difficoltà di liquidità perché al blocco delle attività, non avendo ammortizzatori sociali come la cassa in deroga o i 100 euro di cui le partite IVA, ma non avendo nemmeno questo non hanno manco i soldi per fare la spesa, e i comuni hanno fatto un'azione meritoria anche con il terzo settore, con il mondo del volontariato, e stanno fisicamente consegnando i buoni spesa. Io penso, poi parlerà il sottosegretario Baretta, che in quell'idea che il governo ha e che svilupperà nel corso del decreto di aprile, del nuovo decreto, dopo Pasqua, l'idea di dare comunque alle grandi fragilità un reddito di emergenza in questa fase, forse ancora una volta i comuni potranno essere il veicolo migliore per discernere, per distinguere i professionisti del pianto dai bisogni veri, voglio dire, soprattutto di questa nuova, ahimè, avanzata di povertà che il virus il blocco delle attività sta provocando. Ancora sul piano dei comuni è in diffusione una circolare molto attesa dai comuni che fissa la nuova disciplina per la nomina di un vice segretario scelto dal sindaco tra i dipendenti o del proprio comune o in convenzione con altro comune, laureati e in servizio da oltre almeno 2 anni, la possibilità di nominare un vice segretario con funzione piena di segretario, laddove per l'appunto quel comune ha una sede vacante del segretario e non è riuscito quel sindaco nemmeno a trovare un segretario a scavalco, come si suol dire, che per qualche ora, per 1 o 2 giorni alla settimana possa andare in quel comune, con gravi ripercussioni sulle attività del comune, perché come si sa
non è possibile fare giunta, non è possibile fare consiglio, non sono possibili alcune delibere se non c'è l'ok del segretario. Quindi questa disposizione di legge consentirà appunto questo superamento di una grave criticità. Sono in corso di distribuzione, ci sarà la Stato Città mercoledì, 70 milioni ai comuni per la sanificazione di strade, di ambienti, anche questa molto attesa, e qui c'è un criterio, contiamo che il criterio di riparto tra i comuni italiani che stiamo adottando sia un criterio giusto, e cioè noi abbiamo i dati dei soggetti positivi, quindi quelli certificati dalle ASL, comune per comune. Daremo più soldi ai comuni più interessati, ahimè, dall'infezione da coronavirus. E questo peso, diciamo, sarà per i 2/3, 1/3 invece il numero della popolazione. Quindi verranno ristorati maggiormente i comuni più colpiti, anche all'interno delle varie province, più colpiti dal coronavirus. Infine, e mi fermo, sempre per i comuni, preannunciamo che nel decreto di aprile, che verrà fatto ovviamente dopo Pasqua, giro massimo di una decina di giorni dopo Pasqua, comunque all'interno del mese di aprile, altro decreto legge molto importante che avrà sicuramente, come preannunciato dal Premier Conte, avrà una portata certamente superiore ai 25 miliardi del primo decreto legge. In quel decreto troverà spazio un fondo specifico per i comuni italiani, perché i comuni in realtà hanno una serie di entrate che non quadrano più, dalle multe della polizia locale alla Tari, alle imposte dei plateatici, alle rette degli asili nido, perché ovviamente sono chiusi, e via dicendo, tutta una serie di entrate, per non parlare poi in prospettiva della diminuzione della sovraimposta sull'IRPEF per una decadenza complessiva di redditi da parte del Paese, sono introiti decisamente inferiori che mettono in squilibrio i bilanci comunali, al punto tale che il comune potrebbe trovarsi addirittura in una situazione drammatica. Questo non è possibile, perché i comuni sono le antenne prime, i veicoli primi, diciamo, accanto ai cittadini. Questo non può succedere, e il governo darà un fondo molto importante per, come dire, ristorare per i comuni di questi minori gettiti e rimetterli pienamente in carreggiata. Sarà uno degli argomenti di cui parleremo in una prossima, ovviamente, conferenza stampa. Io mi fermerei qui e darei la parola al sottosegretario Baretta. Ecco, allora stiamo vedendo la conferenza stampa in streaming dei sottosegretari veneti del Partito Democratico. Ha parlato il sottosegretario al Ministero degli Interni Achille Variati. Sentiamo ora il sottosegretario all'Economia e alle Finanze, il veneziano Pierpaolo Baretta. Variati a posto. Come sapete, dal punto di vista economico, l'iter è stato un primo decreto a marzo, un intervento sui comuni di 400 milioni che veniva citato, il decreto liquidità fatto l'altro ieri e il prossimo decreto aprile che pensiamo di fare nella prossima settimana o all'inizio di quell'altra. Quindi nell'arco di un mese, dal 17 di marzo, dove è stato il primo dei decreti, a metà aprile, quindi nell'arco di un mese, abbiamo fatto un'operazione che complessivamente tra
il decreto di marzo e quello che prevediamo di aprile movimenterà solo, chiamiamolo denaro fresco, cioè di risorse finalizzate al sostegno della situazione economica, tra i 55 e i 60 miliardi, 25 il primo decreto, 25 e 30 questo secondo, come è stato già annunciato dal Presidente del Consiglio nei giorni scorsi. Quindi una mole di interventi importante che ha affrontato alcuni temi essenziali, il primo dei quali è stato la copertura della cassa integrazione, che, e questo è il punto che voglio sottolineare, nel decreto di aprile verrà reiterata, allargata e ulteriormente allungata oltre alle 9 settimane già previste, immaginando quindi di allungare il tempo di copertura della cassa integrazione, che vi ricordo è stata prevista per tutti i settori, anche coloro che non avevano prima la cassa integrazione, e per tutte le aziende fino a un dipendente. Quindi qualsiasi azienda da un dipendente in su e di qualsiasi settore sia, ha a disposizione l'utilizzo della cassa integrazione. Questo è un fenomeno che in Veneto ha avuto una richiesta molto rilevante, data anche la tipologia della nostra configurazione merceologica. Soprattutto penso al settore del turismo, che è il più esposto e che non aveva la cassa integrazione, non ce l'ha nelle legislazioni ordinaria. Questa diciamo, decisione in deroga ha consentito di evitare un processo di licenziamenti molto ampio, ma penso anche al settore della mobilità trasporti, due settori che non avevano la cassa integrazione, sui quali invece questo intervento è stato, diciamo, utilissimo, provvidenziale. E lo allungheremo, lo reitereremo, si sta discutendo se altre 9 settimane o più o meno, dipende anche dalla valutazione dei tempi di apertura più generali, ma sicuramente questo è il primo punto dei provvedimenti. Nei prossimi giorni vi forniremo anche il dettaglio di quanto questi provvedimenti incidono o hanno inciso come si articolano, insomma, rispetto alla realtà veneta. Il secondo provvedimento che abbiamo già reiterato col decreto di aprile, col decreto liquidità, è stato quello di sospendere i pagamenti di IVA e ritenute, cioè i pagamenti allo Stato che erano stati già decisi nel decreto di marzo, ma già adesso, l'altro giorno, con il decreto liquidità, li abbiamo sospesi anche per aprile e maggio. Quindi la sospensione dei pagamenti per quanto riguarda IVA, ritenute, eccetera, è ormai diciamo, decisa sino alla fine di maggio. Quindi un secondo diciamo, blocco di interventi che ha assicurato alle imprese, alle famiglie, di poter ridurre l'impatto negativo del coronavirus. La terza intervento è stato questo dell'altro giorno, della liquidità alle imprese, sulla quale voglio essere chiaro in anticipo, perché so che questo è un tema molto, molto delicato. Noi ci stiamo attivando perché si proceda il più celermente possibile alla erogazione, anche se voglio ricordare che la possibilità di accedere a questi prestiti agevolati è valida fino al 31 dicembre di quest'anno. Cioè, voglio dire, non c'è nessun click day, siamo chiari, è bene che le aziende abbiano questo elemento di conoscenza. Non c'è una situazione nella quale le risorse finiscono. Fino al 31 dicembre di quest'anno si può accedere ai finanziamenti agevolati. Questo consente, per le aziende che hanno più urgenza ovviamente di correre in banca necessariamente, ma altre di poter programmare, anche nell'ottica della ripresa possibile di cui si sta parlando, i loro programmi di investimento. Come sapete, fino a 25.000 euro questi fondi vengono concessi senza la valutazione preventiva della banca. Questo è molto importante che sia chiaro, è chiaro, già è stato detto, ma senza la valutazione preventiva della banca, e stiamo lavorando
perché anche le procedure siano le più snelle, sapendo che siamo in una situazione nella quale tutti lavorano in condizioni di precarietà. Probabilmente ci dovremmo porre il problema di come consentiamo agli istituti bancari di poter accedere a forme diciamo, di lavoro un po' più, diciamo, più aperti di come sono ora, che lavorano tutti anche loro con lo smart working, il che diciamo, complica oggettivamente, complica anche per l'utente ovviamente, quindi semplificare le procedure, ci sono dei protocolli con l'ABI che stiamo mettendo a punto. L'altro capitolo che ne affronteremo nel prossimo decreto, molto importante, ne accennava prima il collega Variati, è quello di reddito di emergenza, chiamiamolo così per capirci, che è un intervento di sostegno sociale a quelle fasce di cittadini che si sono trovati, non per loro scelta, esposti a questa drammatica situazione, che quindi sono senza reddito e senza ammortizzatori sufficienti. Faccio degli esempi: i lavoratori stagionali del turismo che pensavano che hanno finito la NASPI, la disoccupazione, pensavano di essere assunti in questi giorni e in queste settimane, non è così. Il negoziante, il commerciante magari del piccolo negozio che viveva delle entrate mensili, non gli basta che gli abbiamo sospeso i pagamenti allo Stato, ha un problema di reddito. La filiera del tempo libero che oggi nelle nostre città è molto diffusa, ma che spesso sono, come dire, un mondo di precariato. Tutti questi hanno bisogno di un intervento sociale di sostegno, sul quale stiamo definendo un parametro che sia coerente con quanto abbiamo deciso per le partite IVA, che sapete abbiamo portato dai 600 euro di marzo, porteremo agli 800 euro di aprile e di maggio. Quindi questo gamma di interventi sono quelli per i quali il governo, in continuità col decreto di marzo, ampliandolo nei due interventi, quello di liquidità e quello di aprile, affronta questa emergenza. Sappiamo bene che per quanto si possa pensare che a maggio o a giugno ci sia una ripresa dell'economia, questo non esaurirà il problema del sostegno sociale. Ci sono situazioni, categorie, settori la cui esposizione agli effetti della crisi continuerà. Cito non a caso perché per il Veneto è un settore decisivo, l'ho detto anche prima, è quello del turismo. Il Veneto è la prima regione italiana per flussi turistici ed è chiaro quindi che i sostegni che abbiamo previsto dovranno non solo essere reiterati, ma io dico immaginando anche un piano Veneto per il turismo che noi come governo potremmo assecondare e aiutare, ma che avremo bisogno che venga costruito assieme alla regione e agli enti locali un piano Veneto di sostegno da un lato e anche di politiche di rilancio del turismo, che è, diciamo, una delle prime economie del nostro territorio. Io mi fermerei qui intanto, ovviamente poi disponibile alle domande. Grazie. Ecco, allora abbiamo sentito quindi l'intervento del sottosegretario Pier Paolo Baretta. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ecco, rieccoci dunque in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata a tutti gli aggiornamenti sul coronavirus. Stavamo seguendo la conferenza stampa in streaming dei tre sottosegretari veneti del Partito Democratico, Achille Variati, Pier Paolo Baretta ed Andrea Martella. C'è qualche problema nel collegamento in questo momento da Roma. Vediamo quindi il servizio realizzato
realizzato dalla nostra redazione di Padova sulle reazioni che ha scatenato quanto accaduto ieri all'ospedale di Schiavonia, dove i sindaci che si erano trovati appunto davanti all'ospedale per manifestare chiedendo la riapertura di alcuni reparti del nosocomio per la cittadinanza sono stati denunciati dalla polizia locale per assembramento, una decisione che sta facendo montare la polemica. Vediamo quindi il servizio della nostra redazione di Padova. Un tavolo tecnico-politico con la Regione per gestire la fase 2 dell'ospedale di Schiavonia e avere il prima possibile un dettagliato piano di riapertura della struttura. Lo chiede a nome della conferenza dei sindaci dell'ULSS 6 Euganea il presidente, primo cittadino di Carmignano di Brenta, Alessandro Bolis. I sindaci non sono in guerra tra loro, spiega Bolis. Ne è la dimostrazione l'approvazione unitaria nella serata di mercoledì in conferenza dei sindaci del documento inviato al presidente della giunta regionale Luca Zaia e all'assessore alla salute Emanuela Lanzarin, con il quale 101 sindaci dell'ULSS 6 chiedono una maggiore condivisione con la regione per quanto riguarda la gestione dei servizi sanitari e sociali del territorio nel momento dell'emergenza e un'attenzione immediata al tema degli ospedali della Bassa Padovana, con una programmazione dettagliata in vista della fase 2. La riapertura dovrebbe riguardare in particolare il pronto soccorso, la pediatria, la chirurgia d'urgenza, l'oncologia e la dialisi. Chiede a nome della conferenza dei sindaci Bolis che riguardo alle denunce scattate nei confronti dei colleghi puntualizza: sono convinto sia un malinteso e che verrà presto risolto. Oggi il nostro compito è quello di difendere il territorio, non possiamo sottrarci da rappresentare i nostri concittadini. Ne va della credibilità istituzionale di noi sindaci. Ecco, quindi questo è il servizio dopo quanto accaduto ieri davanti all'ospedale di Schiavonia. Torniamo quindi in collegamento con streaming con Roma. Sta parlando ancora il sottosegretario al Ministero degli Interni, il vicentino Achille Variati. Progressiva riapertura delle attività economiche. A questo, quindi io alla domanda quando torneremo tranquillamente ad andare a trovare i nostri amici, i nonni, i parenti, eccetera, temo che nel mese di aprile questo non sarà assolutamente possibile. C'è un DPCM in fase di presentazione. Piuttosto invece per le aperture resta interessante, al di là delle scelte prudenti che verranno fatte sui codici, su un allargamento di codici Ateco, restano interessanti alcune proposte che possano venire da territori, tra l'altro un territorio importante come quello dal punto di vista produttivo, dell'export eccetera, del Veneto. Ma queste voci verranno sicuramente prese in considerazione dal Comitato Tecnico Centrale, devono avere una caratteristica per essere considerate, essere oggetto di un accordo, cioè non sono posizioni singole di Confindustria o di Confartigianato o dei sindacati, devono essere delle proposte che mediante un ragionamento nell'ottica della massima collaborazione le parti sociali, imprenditoriali e anche istituzionali possono prendere. Metto anche la parte istituzionale perché qui c'è un problema molto, molto importante, e cioè la salubrità della propria casa, la salubrità del posto di lavoro. Attenzione, la garanzia, la salubrità anche del trasporto da casa al luogo di lavoro, in particolare utilizzando il trasporto pubblico, il TPL, perché nel trasporto pubblico immagini nelle ore di punta dei bus affollati, dei treni affollati, quelle immagini noi le dovremmo cancellare per un bel po' dal nostro immaginario. Ecco.
Quindi vengano avanti delle proposte se un territorio riesce a farle. Per il momento la guida sarà delle riaperture sarà sotto la parola prudenza. Sottosegretario Baretta. Sì, quello che è successo ieri è, come ha detto il ministro Gualtieri questa mattina, il primo tempo di una partita che si svolgerà ancora nelle prossime settimane. Diciamolo con chiarezza che è in atto una battaglia politica molto dura e che non è affatto conclusa, e quello che tutti definiscono un compromesso è un punto di snodo importante, perché siamo riusciti a smuovere resistenze complessive e i primi 500 miliardi sono stati erogati attraverso 200 miliardi della BEI che serviranno come fondo di garanzia, attraverso i 100 miliardi che servono per il SURE, cioè la nuova cassa integrazione, il finanziamento della cassa integrazione europea, e poi questo meccanismo del MES senza condizionamenti finalizzato esclusivamente al sostegno delle spese sanitarie. Quindi si tratta di una soluzione importante, perché ha sbloccato la situazione, ma del tutto insufficiente. Oggi alle 2 il Presidente del Consiglio farà una conferenza stampa, ma la nostra posizione è molto netta. Noi non avevamo accettato e quindi di conseguenza questo è importante, perché è stata tolta la condizionalità, un MES col condizionamento, peraltro è facoltativo chi lo vuole usare o meno, e noi abbiamo detto che no. Sì, certo, questa parte sulle spese sanitarie è importante perché è priva di regole, di blocchi precedenti, ma quello che conta è gli altri due elementi. Questo è la cassa integrazione europea, che è una novità. Le risorse non sono sufficienti, ce ne vogliono almeno il doppio se non di più, e ci vuole anche un meccanismo molto più chiaro di gestione. Noi non abbiamo rinunciato ai Corona Bond, stanno nel pacchetto delle proposte che vengono presentate alla riunione dei capi di governo, e lì sarà il secondo tempo della partita, che è tutto aperto. Per questo mi sembra del tutto, come dire, irresponsabile una polemica a prescindere. Oggi abbiamo bisogno di un paese unito che battaglia in Europa, e non invece di queste francamente polemiche che ho letto in queste ore, prima ancora di leggere il testo, no? E prima ancora di decidere quali sono appunto il secondo tempo di una battaglia che noi stiamo facendo e che porteremo avanti. Le decisioni sono queste, ripeto, non sono sufficienti. Noi abbiamo già messo in campo i nostri 750 miliardi di garanzia per la liquidità che Buongiorno, ben ritrovati, bravi per la resistenza. Grazie. E un saluto a tutti quelli che sono collegati nelle dirette. Passerei subito a presentarvi i dati, come ormai è abitudine e consuetudine, del trend dell'andamento della partita sanitaria, e dopo alcune comunicazioni. Scusate, devo leggere, mi ha lasciato una dimensione. Allora, i tamponi sono 180.700. Considerate che ho parlato col professor Crisanti e mi diceva che pensa di andare a regime con la nuova macchina, che ricordo che abbiamo comprato noi una ventina di giorni fa, e siamo gli unici in Italia ad averla, che ne fa 9.000 al giorno. Quindi la nostra capacità aumenterà sempre di più, e ci stiamo attrezzando anche con la partita dei reagenti, perché la fase è molto semplice: tampone, quindi lo stecco, lo stick, il cotton fioc, chiamatelo come volete, in loco, e quindi nel territorio, dopodiché viene processato in laboratorio. In laboratorio ha bisogno di un kit di reagenti, e questi kit mancano. È un vero problema a livello nazionale, aggiungerei anche a livello internazionale, perché comunque c'è
quello che sembrava, come si può dire, un decoy di questa emergenza è diventato l'attore di questa emergenza, che è il tampone. Peraltro il tampone, ricordo che ad oggi rispetto a tutti gli altri sistemi di diagnostica, è l'unico sistema diagnostico che ci permette di fare anche in questo momento certificare la diagnosi. Quindi il tampone è quello che ti dice positivo o negativo. Gli altri sistemi, come ad esempio i kit rapidi, servono per le azioni di sanità pubblica per fare degli screening prima del tampone. E quindi noi stiamo andando avanti, dicevo appunto al professor Crisanti stamattina che l'obiettivo potrebbe essere insomma i 20.000 tamponi al giorno a regime, mettendo in linea tutte le microbiologie. E questo anche in virtù del fatto che con le aperture, avete visto che il governo ipotizza un'apertura, non so se graduale o non graduale, magari poi rispondendo alle domande vi dico due idee, e ci sarà bisogno ovviamente ancora dei test, dei tamponi, delle mascherine, di tutta una serie di attività. Allora, dei tamponi vi ho detto, i nostri veneti che attualmente sono in isolamento sono 18.567. Questo è sempre l'esito dell'attività che noi abbiamo fatto dal primo giorno, vi ricordo, 21 febbraio, abbiamo iniziato con i tamponi, pensate che dopo 4 giorni avevamo già fatto 6.000 tamponi in Veneto, quindi per noi il tampone è sempre stato molto familiare. Ovviamente di questi 18.000, 13.421, vedete questo dato sta aumentando, 13.421 sono i cittadini che sono positivi tra i 18.000. E perché? Perché aumenta? Perché abbiamo un magazzino di tamponi fatti ma ancora da processare che man mano, per dire stanotte ne hanno fatti, o ieri sera, tra stanotte e ieri, o ieri nella giornata, 3.000 di quelli di magazzino, per cui è inevitabile che appunto il numero dei positivi aumenti. I ricoverati in questo momento sono 1.778. Di cui 257 in terapia intensiva. Vi ricordate quando vi dico il modello matematico ci dice che la soglia importante per noi era il 300. 300 l'abbiamo superata in negativo, cioè siamo scesi sotto i 300 e questo ci permette assolutamente di essere confidenti nel fatto che comunque una tendenza, un trend c'è ed è confermato. I dimessi sono 1.525, il che ci dice che noi fino ad oggi abbiamo curato circa 3.400 persone in ospedale. Se sommati i dimessi agli attuali ricoverati e alle terapie intensive viene fuori questo dato. I morti purtroppo sono 713, che se sommati 798 ormai 793 ormai siamo verso gli 800 morti. Perché 793 e non 713? Perché questi sono le persone che hanno perso la vita in ospedale. E gli altri che ci portano 793 ovviamente sono le case di riposo o altre strutture, insomma. I nati sono 94 e fine settimana porta bene. Bene, detto questo vi dico due osservazioni. Intanto la partita, sì, ce l'ho qui. Ieri mi avete chiesto, poi vi farò consegnare le tabelle, ringrazio Carlo per aver coordinato tutto questo lavoro e giustamente tutti ci chiediamo, i dipendenti degli ospedali e i medici di base sono al fronte, no? E giustamente alla luce di dibattiti inevitabili che partiranno sia sotto profilo sociale che magari anche penale o civilistico, quello che sarà, ognuno dice ma quanti sono? Bene, noi vi ho fatto fare delle tabelle che sono ovviamente una foto di stamattina, cioè se voi mi chiedete quanti medici hanno fatto il tampone negli ospedali, il 65,42, su 9.780, non scrivetevi questi dati, ve li diamo tutti, su 9.787 medici 6.400 hanno fatto il tampone. Quanti sono i positivi? 127, cioè sono l'1,3%. Che peraltro questo 1,3, 1,5, massimo 2 riprende un po' tutte le categorie e poi lo faremo anche un raffronto rispetto alle categorie sociali, a quella dei cittadini, vediamo anche di capire
si è discostato, e questo è un dato che ci serve, no? Nel senso che mi sembra il dato, ecco, però immagino che nessuno di voi pensasse che ci sono solo l'1,3% di positivi. Tra i medici di medicina generale sono l'1,4% di positivi e sono fatti il 64% di tamponi. Immagino che a volte di lunedì e martedì vi diamo il dato definitivo su 100% di tamponi. Poi abbiamo gli infermieri, 66% di tamponi, sono 1,69, che in numero assoluto per cento. In numero assoluto 413 persone su 24.420 infermieri però. Quindi l'invito che vi faccio presentando queste tabelle, che sono chiarissime, e Carlo le aveva rese ancora più chiare, di ricordare sempre qual è il numero assoluto, perché 413 è un grande numero, ma se poi andiamo a vedere la percentuale ci dice 1,60 quello che è, perché? Perché sono 24.400 gli infermieri. Lo dico perché è giusto parlare con i numeri, perché se diamo una descrizione di lebbrosario è giusto che i cittadini sappiano se c'è o non c'è. Ad oggi i medici positivi su 65% di tamponi sono esattamente l'1,30%, 127 medici su 9.787. Non sto dicendo questo dato per giustificare nulla, me l'avete chiesto, e più di qualcuno di voi mi ha chiesto tabelle, ve le abbiamo fatte fare tra ieri sera, stanotte e stamattina. I dati noi ce li abbiamo tutti cartografati in maniera complicatissima, abbiamo tutti. Vi possiamo dire quanti si sono negativizzati, vi possiamo dire quanti sono tornati al lavoro da negativi, quanti abbiamo dovuto attendere a casa la quarantena per la negativa, abbiamo tutti i dati, però il numero assoluto sono su 9.787 ad oggi 127 positivi in totale. Chi era positivo al tampone? Spero che ne facciate buon uso di queste tabelle e Carlo poi le consegniamo a tutti, no? Bene, grazie. Rispetto alle donazioni vi voglio dire semplicemente che si sta procedendo. Ringrazio tutti quelli che hanno donato e ringrazio in particolar modo quelli che stanno decidendo di donare, visto e considerato che ormai siamo a 30.528 persone che hanno donato in Veneto, e vi dico solo che queste persone rappresentano i primi 32 milioni. Dopodiché abbiamo altri donatori che stiamo mettendo in fila che ormai raggiungono i 12 milioni di euro, quindi 32 più 12 fa 44 milioni di euro raccolti. Penso che i veneti abbiano dimostrato fino in fondo tenacia e condivisione di questa sfida. Considerate che stiamo preparando, ormai è quasi ultimata, una tabella che vi darò anche con tutti i prodotti che sono stati donati. Ringrazio tutti perché c'è da chi ha mandato vino per i nostri medici e infermieri e tutte le categorie. Vorrei ricordare una categoria, qualcuno ogni tanto me lo scrive, ed è vero, cioè in ospedale ci sono anche le signore delle pulizie, le imprese delle pulizie, coloro che si occupano della sanificazione. Ricordiamole queste categorie, no? Ricordiamole perché a fronte ci sono tante categorie. C'è chi ha la responsabilità della terapia intensiva che ha la massima responsabilità, ma poi la squadra della sanità del Veneto è data da una serie di lavoratori che spesso non si ricordano, per cui penso sia corretto ricordarli. Guarda, ci ha mandato un sacco di robe, ringrazio Melegatti per le colombe che ha mandato, per le colombe che ne ha mandate? 190. Loison, altra ditta veneta che fa dolci, colombe, focacce, eccetera. Cantina di Nonna Piera di Lovadini e Spresiano che ha mandato anche lei, hanno mandato anche loro del vino, del prosecco. Hausbrand che ha mandato le macchinette del caffè, ne abbiamo tanti, faremo una lista, ve la consegniamo dopo, è impossibile citarli tutti. C'è stato donato un uovo di 10 kg. Allora, io ho detto da subito doniamolo a qualcuno, però poi ho pensato dobbiamo fare un po' gli imprenditori su sta roba, quindi il numero della mia segreteria è 041 279 2863 041 279 2863.
041 279 2863. Beh, se lo dico 100 volte lo ricordano tutti a memoria. Allora ho pensato, 10 kg di uovo non è roba da tutti i giorni, ci sarà un cittadino, un imprenditore che vuole aggiudicarselo, facciamo una piccola asta veloce, dopo mi arriverà anche a finanza, non so cosa succede, però facciamo una piccola asta. E ho pensato che io lo volevo dare a una comunità, volevamo darlo a una comunità di disabili, insomma una comunità che lo possa anche consumare. 10 kg sono tanti, è alto come me, è circa 1,80 m. Però ho pensato, se ci creiamo una leva ne potremo incassare per comprarne 10 uova e allora gli diamo i soldi a una comunità e quindi facciamo in modo che questo uovo produca risorse per chi ha bisogno di cibo. Fra l'altro abbiamo anche grosse donazioni di pasta, ma ve lo dirò i prossimi giorni, e quindi se chiamate lo 041 279 2863 anche dopo Pasqua, che qualcuno non abbia la scusa di dire che Pasqua è passata, anche dopo Pasqua, perché l'uovo non va di male, non va a male, lo teniamo qui, su 10 kg di cioccolata, ve la giudicate e fate una buona azione. Spero che le offerte siano alte. Beh, base di partenza un uovo così, quanto costerà? C'è una base di partenza, partiamo da 100 euro direi, minimo 100 euro. Sì, uno quando offre deve pensare di fare un affare, poi dopo si fa prendere la foga di comprare. E ultima roba, c'ho Alessandra di 10 anni che vi ho detto, mi sono preso questo impegno con i bimbi, no? Ogni giorno ne leggo una. Io mi chiamo Alessandra e ho 10 anni, indirizzata a me, e ho una sorella di nome Maria Grazia e ha 14 anni. Poi ho un fratellino di nome Francesco che ha 11 anni. Il 6 aprile 2020 il nostro papà ci ha fatto 2 proposte. La prima è, visto che si avvicina Pasqua, ci vuole dare un budget di soldi per l'uovo di Pasqua. E la seconda è di donare i soldi dell'uovo di Pasqua alla Protezione Civile. Chiara, no? Noi ci abbiamo pensato e abbiamo detto che era meglio donare i soldi alla Protezione Civile del Veneto per consentire di avere mascherine a sufficienza e respiratori. Per caso puoi salutare me, Alessandra, Francesco, Maria Grazia in conferenza stampa? Li abbiamo salutati e quindi ringrazio questi ragazzi, bambini, ragazzi e vi dico che hanno donato 300 euro. Quindi vedete, i uovi di Pasqua noi li vendiamo veramente a poco. E quindi grazie a questi ragazzi che hanno questi bambini che hanno deciso di donare, e questi sono 300 euro che ovviamente vengono girati alla battaglia per il coronavirus, quindi grazie di cuore. Poi i prossimi giorni ho anche bei disegni da farvi vedere. Passo la parola a voi per le domande, ragazzi. Posso, Presidente? Prego. Buongiorno, tocco un tasto un po' dolente, volevo parlare insomma dell'accadimento che abbiamo vissuto ieri purtroppo a Schiavonia, e i vigili hanno sanzionato in presidio alcuni sindaci del territorio, volevo sentire insomma la sua. Guarda, io ho letto le agenzie, non ne so nulla di sta roba e devo essere sincero, non ho neanche chiamato da nessuna parte, nel senso che ieri Ferrato per noi è stata una giornata abbastanza traumatica. Ho visto le telefonate e i messaggi stamattina, quelli di ieri, fate un po' voi. Non so neanche quale sia stato il contesto, le motivazioni, punto. Presidio, insomma, per chiedere dati, chiarezza su insomma, la sanità in questo momento. Ma guardate, dati e chiarezza li dico tutti i giorni. Allora, c'è dubbio che Schiavonia resti chiuso alla popolazione? No, l'ho sempre detto. C'è qualcuno di voi che ha sentito dire il contrario? Ho sempre detto anche cosa? Sarà questione di qualche mese. C'è qualcuno di voi che non l'ha sentita sta frase? E siete in tanti qua giornalisti. Sì, cioè, fate la pubblicità adesso, la stampa dice le cose vere, non le fake, no? Siete qua. Si ringrazi Dio che questa amministrazione ha avuto il coraggio di fare delle scelte controcorrente, di dedicare degli ospedali ad essere istituire dei Covid center, no? Schiavonia, ma non c'è solo Schiavonia, c'è Sant'Orso che può dire la sua giustamente, c'è Vittorio Veneto che peraltro è un centro di riferimento internazionale per il cancro della laringe, quindi abbiamo un sacco di persone da operare e vi sto dicendo tutti gli ospedali fra l'altro con punto nascita. Poi c'è San Camillo a Treviso, c'è Villa Salus a Mestre, c'è Dolo, c'è Jesolo, c'è Villafranca, questi sono i Covid center.
L'abbiamo fatto per fare in modo di garantire di curare gli oltre 3.400 pazienti coronavirus. 3.300. 300 è Belluno, scusate, ma Belluno non abbiamo chiuso l'ospedale, abbiamo preso un'area dell'ospedale. E per fare questa scelta perché? Perché questo ci ha permesso di curare mediamente 9.000 persone al giorno non coronavirus. Cioè, noi abbiamo fatto una scelta di campo e siamo riusciti a venirne fuori, ne stiamo venendo fuori, toccando ferro, assolutamente in maniera positiva rispetto ai trend e alle proiezioni che avevamo. Punto. Allora, se poi qualcuno protesta perché vuol chiedere di più di quello che aveva prima è un'altra roba, ma se la protesta è perché non ti fidi di quello che dice il Presidente della Regione, devo prendere atto, cosa volete che vi dica? Ma secondo voi c'è un amministratore sulla faccia della terra che si diverte a chiudere l'ospedale? Cioè, se me lo spiegate. Fra l'altro Schiavonia vorrei ricordare che è un ospedale nuovo, cioè non stiamo neanche parlando di un ospedale che uno gli viene il dubbio, cavoli, adesso si inventano il coronavirus. Poi posso dire, queste qua sono robe da bar, pensare che ci siano, cioè da retropensiero, pensare che uno chiuda un ospedale approfittando del coronavirus. Non è un ospedale vecchio, no? Cioè, a Vittorio Veneto potrebbero pensare che chiudiamo l'ospedale che è a 10 km da Conegliano. Dire, sti qua con la storia del coronavirus fanno un ospedale unico. Loro potrebbero agitarsi molto di più, ma figuratevi voi. Gli ospedali tornano più belli di prima, punto. Non fatemelo dire più però. Se dopo qualcuno vuole andare a protestare, siamo in un paese democratico, rispettando le leggi si può protestare. Corretta la sanzione in questo ma io non entro, guardate, mi metto nei panni dei cittadini, io non entro nella polemica, non ne voglio neanche sapere, vedo che già altri lo fanno e punto. Abbiamo un ruolo istituzionale e è obbligo non entrare in polemiche come queste, soprattutto in questo motivo. Vedo che qualcun altro ha tempo di perdere per le polemiche, le faccia. Prego. Posso chiedere se sulle tabelle che dopo ci consegnate ci sono anche gli operatori delle case di riposo, ad esempio scorporati? Quelli ce li abbiamo a parte e ve li diamo martedì, perché sono 300 case di riposo, sono 60.000 tra lavoratori e ospiti. Lì invece diciamo, il contagio anche tra gli operatori era molto più alto rispetto Sì, attenzione. Vi vogliamo dare un dato definito, l'assessore Lanzarin lo sta anche aggregando per percentuali. Perché? Perché è giusto che vi do questo primo spunto, secondo me per la comunicazione è giusto. Cioè, il primo aspetto qual è? È quello di dire, dividiamole anche per classe di percentuale di contagiati. Quante case di riposo hanno contagiati sotto il 5%? Sulle 300 case di riposo, dal 5 al 10, dal 10 al 15, in modo tale che capite anche cosa, perché se vi do il tabellone dopo voi non riuscite a dire fuori questi dati. Almeno dite, guardate, metà delle case di riposo del Veneto ha meno del 10% di contagiati, perché abbiamo delle case di riposo dove il virus l'hanno visto poco o niente. E questo... Sì, martedì dovrebbe, anche per darvi il dato totale su tutte le case di riposo, spero per martedì. Guardate, oggi salutando i direttori generali, facendo gli auguri, gli ho detto guardate che i tamponi non fanno Pasqua, quindi hanno capito che devono continuare a fare tamponi. Presidente, avevo anche una domanda molto direi dettagliata sul caso sollevato dal collega che mi arriva dal nostro collaboratore Cesaro, però non vorrei chiedere su di lei. Prego. Quindi, no, salto la parte della multa e quant'altro. Mi pare che ci sia la segnalazione però che arriva dal territorio legata al disagio di cittadini che per farsi visitare devono probabilmente spostarsi 60-70 km. Mi pare che sia anche questa. Poi, no, 60-70 km no. Ma dai, scusa, c'è Rovigo a 23 km, c'è Padova che penso siano 27 km. Cioè 60-70 km no, 60-70 km si attraversa una provincia e non è vero, punto. Quindi lei dice, in ogni caso è una situazione... Ma è assolutamente un disagio. Tutta la Pedemontana e Vittorio Veneto non ha più l'ospedale. A Villafranca non c'è più un ospedale, a Sant'Orso non c'è più un ospedale. Per Sant'Orso ha mantenuto il punto nascita aperto. Peraltro ve l'abbiamo detto una settimana fa che stiamo provvedendo a pensare a una riapertura lenta e a una ricolonizzazione degli ospedali dopo averli sanificati per tornare all'ordinarietà. Ragazzi, sono passati 50 giorni, non sono passati 50 mesi, 50 giorni.
No, ve lo voglio dire perché chi ci ascolta da casa pensa che stiamo parlando di roba accaduta qualche anno fa, 50 giorni. Nel frattempo abbiamo avuto 800 morti e 3.400 persone in ospedale. Prego. No, ecco, l'altra domanda invece era legata alle statistiche che lei ha dato questa mattina. Non so se interpreto bene questi numeri, ma se i medici e gli infermieri, che sono, definiamola così, la popolazione più a rischio, soggetta probabilmente per il tipo di professionalità a un maggior rischio di contagio, hanno un tasso appunto pari all'1,5%, cioè tutta questa emergenza sanitaria che porta al lockdown è giustificata, così prolungata nel tempo secondo lei, oppure... Cosa c'entra con i medici? No, c'entra che... I medici sono una categoria peraltro esposta, perché sono al fronte. Sì, perché probabilmente se andiamo a vedere, il dato epidemiologico ci dice che noi abbiamo avuto 3.400 accessi in malattie infettive subintensive e intensive, e abbiamo avuto 800 morti. Se non avessimo avuto il lockdown, o quello che oggi è un mezzo lockdown, e lo vediamo nei grafici, non avremmo tamponato l'emergenza sulle terapie intensive. Se voi andate a vedere le curve delle terapie intensive delle diverse regioni, il Veneto lo vedete che ha una crescita costante e poi fa così. Che è esattamente, se voi vedete la curva di Wuhan, c'è un bel studio straniero dell'Università penso di Boston che ho visto, che dà tutto l'andamento della curva degli infettati a Wuhan, cioè degli accessi agli ospedali a Wuhan, da tutta la curva giorno per giorno fino allo zero, e nei picchi segna i provvedimenti adottati. Voi vedete quando partono con la restrizione, perché Wuhan non è che hanno fatto 2 mesi di restrizione, di lockdown, vedete che crolla. Perché quindi lei concorda anche sull'idea del governo, questa è la seconda parte della domanda, di prolungare il lockdown fino a maggio? Insomma, quando ti rispondo, ti do risposte carine, non scrivi niente. Cioè, sembra uno che va a pesca, butta continuamente i pesci che non gli vanno bene. Presidente, penso che lei non possa dire... Domani te l'eso, dopo te dico. Quello che scrive lei ha 2 pagine al giorno da... Dipende cosa scrivete sulle 2 pagine. Zai in prima pagina tutti i giorni, credo che da questo punto di vista, cioè giustamente il nostro ruolo è quello di raccontare. Sentite qua, io vi ho sempre riconosciuto il grande lavoro che fate, adesso al di là delle battute, però posso dirvi che non venga dubbio a qualcuno, noi sta emergenza qua ce la saremmo volentieri evitata. Sono 50 giorni che... Sì, ma voi un po' vi date il cambio, noi sono 50 giorni che siamo qua tutti i giorni. Cioè, ormai vi posso dire anche come cigola nel porto dentro qua. Dai, dimmi cosa volevi sapere. No, devo dire appunto, se... l'emergenza. No, il Veneto è, come dire, mezzo aperto, questi sono i dati di fatto, però il governo pensa di prolungare il lockdown fino al 4 di maggio, quando invece abbiamo molte categorie economiche che spingono per tornare al lavoro, se non da martedì, ma quasi. Guarda, io ti dico qual è la considerazione che ho fatto io anche questa mattina in videoconferenza. Intanto che dobbiamo prendere atto che il progetto, come è stato per la chiusura, vi ricordate che la chiusura noi l'abbiamo fatta in maniera a macchia di leopardo in Italia, le prime 2 aree chiuse sono state Lodigiano, i 10 comuni, e Vo in provincia di Padova. Poi sono arrivate le ordinanze che hanno chiuso le regioni, e poi c'è stata la famosa ordinanza, adesso non ricordo la data, 12 marzo, 11 marzo, che chiude tutto. Bene, arrivati a questo, è pur vero che se il principio è aspettare che l'ultimo dei contagiati passi la quarantena, vuol dire che quelli di Vo che sono stati per primi si fanno 3 quarantene, perché poi questo è il vero tema. Cioè noi abbiamo fatto una cosa a macchia di leopardo, per cui io auspico che si riapra con lo stesso principio, gradualmente partendo dai primi. Cioè noi abbiamo necessità in alcuni contesti assolutamente di cominciare questo ragionamento. Dall'altro, il governo dice, secondo pareri scientifici che io non vado ad opinare, che dal 3 maggio si apre tutto. Allora, primo, continuo a dirvi che se non liberalizzano la commercializzazione delle mascherine, è inutile dire alle aziende di aprire quando nei piani per la riapertura ci vogliono le mascherine, perché non le trovano. E non possiamo mettere in sicurezza i lavoratori, che è una roba gravissima. Quindi io auspico che si decidano di ritirare l'ordinanza che prevede la confisca delle mascherine,
perché questo darebbe la stura ad importazioni di mascherine che ce ne sono a volontà e che potremmo trovare semplicemente nei supermercati, potremmo trovare dappertutto, le imprese possono, pensate a grosse imprese, non so, ne cito una per tutte, Electrolux, che è oggetto anche spesso di sperimentazioni, di dibattito, potrebbe avere un grande magazzino di materiali, magari ce lo ha già per conto suo, però faccio degli esempi. Terzo aspetto, se è vero e che decidono che assolutamente fino a maggio non si arriva, allora io vorrei ricordare che noi non siamo più in lockdown, abbiamo un mezzo lockdown oggi, no? E vedete le strade, perché la politica delle deroghe con i prefetti e con il silenzio assenso ha dato modo a molti di poter ripartire. Allora, dal punto di vista scientifico prendiamo atto che noi non siamo in lockdown, il lockdown è un'altra roba. Prendiamo atto che le curve sono ancora buone, io poi non vi so dire se ci sarà una recrudescenza, però alla luce di questo chiedo anche, ma perché non si dà la possibilità di partire in maniera sperimentale prima del 3 maggio già con un pacchetto di aziende, fra virgolette, virtuose che si mettono a disposizione per testare anche un modello di chiusura, diciamo di interruzione del lockdown seria. Allora, io ho un sacco di aziende che si candidano a fare la temperatura 3 volte al giorno, tenere i registri, le mascherine, i guanti, i test, insomma potremmo fare un sacco di cose. Ne ha parlato la dottoressa Russo per quanto riguarda noi, ne ha parlato assolutamente in maniera autorevole il professor Crisanti come esperto di microbiologia, insomma di analisi e quant'altro. Penso che ad esempio darci questa possibilità come Regioni è quello che noi chiediamo, fateci identificare un pacchetto di imprese e almeno iniziamo ad avvicinarsi al 3 maggio anche sperimentando delle modalità. Poi mi fermo qui. Ma il governo ascolta i suoi suggerimenti? Guarda, il governo, oggi abbiamo parlato come in conferenza dei presidenti, c'è il sentore che il governo alla volta di stasera, massimo domani, approvi il DPCM. Da lì capiremo anche cosa dobbiamo fare noi. L'appello che faccio io, ripeto, che si ritiri l'ordinanza sui dispositivi, perché sennò al 3 maggio noi dovremmo tenerle chiuse perché non hanno i dispositivi. 2, il tema della sperimentazione da qui al 3 maggio scegliendo delle imprese. Io ho molte imprese che si mettono a disposizione e penso che va accolta questa disponibilità. Io poi non disturbo più. L'ultima domanda era, siccome il governo tiene di fare in giusta considerazione le sue osservazioni anche sotto il profilo elettorale, oggi c'è il ministro che ci ha concesso un'intervista ai nostri quotidiani, D'Inca, forse non ha avuto tempo di leggerla, ma la riassumo brevemente, dice che per quanto riguarda la questione delle elezioni c'è stata una telefonata tra il Premier Conte e lei e il D'Inca dice ero presente e so che stanno valutando assieme al ministro Lamorgese qual è il periodo elettorale più opportuno per votare. Molto probabilmente non sarà più tenuta la finestra che va da metà ottobre a metà dicembre, ma questa viene anticipata e si parla di una fase che potrebbe essere tra fine di giugno e la prima parte di ottobre per quanto riguarda le regionali e le amministrative, mentre credo che il grande interrogativo per quanto riguarda il referendum sia legato alla possibilità del trasferimento di un sacco di popolazione nei seggi elettorali, quindi sono molto più cauti e forse il referendum verrà rinviato ad una data ancora da definire. Ecco. Quindi io vi dico la solita posizione, ad oggi in questo momento la finestra di legge prevista va dal 15 ottobre al 15 dicembre. Secondo me è rischiosissima perché i nostri modelli ci dicono che ci sarà un ritorno del coronavirus e quindi si rischia che saltino le elezioni un altro giro. Poi diventa difficile, se si aprirà il 3 maggio, arrivare a fine giugno e dire non abbiamo scelto di fare le elezioni, però qua sono tutti in giro. Cioè capite che i cittadini spiegare che ci sarà una proroga di 6 mesi, guarda, parlo anche contro gli interessi anche personali, perché di fatto io ho una proroga di 6 mesi, uno potrebbe dire bene, però penso che non sia corretto nei confronti dei cittadini. I cittadini hanno un elemento solo, andare a votare per scegliersi gli amministratori e fateli andare a votare. La posizione nostra qual è? Perché dico nostra? Parlo dei governatori. Allora, i governatori dicono fondamentalmente che prima si va a votare meglio è, punto. Siamo convinti che si possa valutare
e penso e spero che il Capo dello Stato assieme al Governo valutino questa opportunità, competenza del Governo, ma insomma il parere del Capo dello Stato non è irrilevante su una partita come questa, che valutino l'opportunità della sessione, definiamola estiva, ovvero quella della fine giugno. Se i colleghi mi consentono, poi l'ultima. Sì, poi facciamo un giro finale, poi passiamo MES e rapporti con l'Europa. Ha avuto occasione di decifrare qual è quell'ipotesi di accordo che è arrivato? No, scusami, ma no. Altro? Basta. Ce l'hai? Scusa. Scusa, prego. Allora, due domande. Una in parte ha già risposto e al collega, ma in realtà viene dal mondo delle imprese, che dicono a lei che... Scusa, tu chi sei? Perché ho la mascherina... Ciao, ciao, non te l'ho riconosciuto. Allora, caro Presidente, che sei un uomo illuminato, riconosciuto non da noi veneti, ma da tutta Italia, dal New York Times, eccetera. Quindi gli imprenditori veneti chiedono a un governatore illuminato, che è l'unico tramite che abbiamo con un governo del quale onestamente non sono convinti, chiedono come, cioè davvero il governo con cui lei riesce a parlare ha intenzione di tenere chiuso tutto fino al 3 maggio, cioè parte delle aziende, lo abbiamo fatto vedere anche noi ieri sera con Paolo Del Debbio, dritto rovescio, aziende non riapriranno più. Avevamo un artigiano di Treviso che purtroppo non potrà più riaprire, nel senso che non ci sono le risorse e gli operatori economici considerano il piano formidabile di Conte invece una pietra al collo e non un salvagente. Lei che si può fare da tramite con il governo, che cosa si riesce a capire da loro? Guardate, noi siamo con una visione che è di massima totale disponibilità e collaborazione. Penso che quando il gioco si fa duro le istituzioni hanno l'obbligo etico di collaborare prima che quello giuridico. Dopodiché io penso che ci voglia una misura che sia assolutamente rispettosa del fatto che dobbiamo ripartire, che debba essere utile per ripartire. Quindi ci vogliono quantità e qualità, cioè quantità di risorse che devono essere centinaia di miliardi. E quindi si parla di 400 miliardi, 500, non ve lo so dire, so che la Germania ha stanziato 550. Ma poi deve essere ovviamente una modalità che sia ben leggibile, sulla qualità che sia immediata, fruibile con velocità e che serva alle imprese. Dopodiché c'è il grande tema, e questo mi inquieta molto di più, che non diventi l'assalto alla diligenza per quelli che le imprese ce l'hanno solo sulla carta e non di fatto e di diritto. E io auspico ad esempio che la misura tenga conto del fatto che si debbano finanziare imprese serie, non dico neanche sane perché la salute in questo momento è qualcosa di molto aleatorio, ma che siano serie, che si chieda che paghino i propri fornitori. Questo altro è fondamentale per le piccole imprese, per gli artigiani, per tutti coloro che sono erogatori di servizi, e che poi si faccia una lotta e un controllo severissimo per le fabbriche di carta, cioè coloro che fabbricano carta solo per prendere contributi. Attenzione, perché se non si fa questo, ma bisogna introdurre norme penali pesantissime, se no veramente finisce che le aziende vere muoiono e quelle finte prendono i contributi. Per cui poi dirti come sarà questo intervento nessuno ancora lo ha capito, e penso che voi abbiate assolutamente ragione. Quale sarà la mortalità? C'è un bel studio di CGA Mestre che dà uno spaccato, si dice che il PIL diminuirà del 16%, poi si dice la ripresa sarà a V o a 1, evito di fare l'U perché poi viene fuori, e io spero sia V, nel senso che ci sarà una caduta e una ripresa subito verticale dell'economia. Se dovesse essere una caduta, una stabilizzazione della caduta e poi una ripresa, diventa difficile. Certo è che molte imprese sono già in difficoltà. Ad esempio stamattina ho sottolineato un aspetto, che il settore della moda, e quindi tutto il settore importante che vive delle collezioni, se non riesce a riaprire perde la collezione invernale, e ironia della sorte chi se la porta a casa? I cinesi. Cioè noi abbiamo il nostro competitor diretto, e qui è un fatto di mercato, che occupa spazi che noi lasciamo liberi.
Quindi penso che la vera partita oggi sia veramente quella economica e della ripresa. Lo chiamano Cura Italia. Io ho detto cura da cavallo Italia, non basta Cura Italia. Presidente, parlando però con gli addetti ai lavori, mi è stato solo un commento, mi è stato detto che l'accesso a questi fondi è veramente difficilissimo e non è così snella questa manovra, è così facile. Perché c'è l'effetto paese, no? Ufficio complicazioni e affari semplici, è sempre quello che accade, no? Scusa Presidente, è importante perché il Veneto si è salvato per la tua lungimiranza di avere trovato delle persone come il dottor Crisanti, come altri medici, e tu hai capito che si potevano fare delle cose che gli altri non hanno fatto e il Veneto, dato oggettivo, si è salvato. Ecco, siccome pare che a livello nazionale manchi un po' la visione di che cosa si può fare per riaprire le periodi di sicurezza, per dare un senso a questo Paese, forse invece voi ce l'avete. Cioè, ad esempio, è possibile, come ho letto nella stampa più volte, ha detto il dottor Crisanti e forse anche qualcun altro, provare un piccolo modello in Veneto, un piccolo modello che puoi fare su scala nazionale? È un'ipotesi che tu vuoi percorrere, ti interessa, ci credi? Noi siamo assolutamente interessati, come dicevo prima, alle sperimentazioni, però ce le devono autorizzare, perché vi ricordo, non essendo autonomi, queste sono tutte ricadute dalla non autonomia, e poi non posso neanche accettare che qualcuno, perdonami, dica in giro, qualche istituzione dica in giro che bisogna togliere la sanità alle regioni, ma ringraziare Dio che la stanno gestendo le regioni, almeno qui da noi. Forse non parliamo, ma guarda, cioè ogni sanità è una storia a sé. Ecco. E penso che l'immigrazione sanitaria anche in Lombardia abbia sempre dimostrato in questi anni che la gente sceglie di partire da casa e andare a curarsi lì. Per come è andata con questa emergenza direi che guarda, la mia opinione è profondamente diversa dalla sua, lei sarà anche un esperto, ma... No, io non sono un esperto, c'è uno in pigiama c'è uno in pigiama. Oh, si è svegliato tardi. No, dicevo, sapete, ma prudentemente a bocce ferme si leggono i processi diciamo sanitari, non dei tribunali. Bisogna capire molte cose, non è così facile. Io avrei i colleghi non presenti che fremono da morire, scusate. Poi facciamo l'ultimo giro finale, scusate. Allora, cominciando a Sassolo, dall'ultima arrivata alla Vanzani, di che settore sono le aziende che si sono, il settore merceologico, industriale, le aziende che si sono candidate a sperimentare la riapertura? Ma sono variegate, salutiamo anche Alda Vanzani, sono variegate. E sono del settore moda, sono del settore metallurgico, insomma ci sono molte categorie. Cristina Giacomuzzo, giornale di Vicenza. Il piano di ripartenza che sta studiando insieme alla dottoressa Russo e ai suoi collaboratori, oltre al gruppo di imprese sperimentali, cosa altro prevede? L'avete condiviso col governo? Ma guardate, vorrei essere chiaro, il governo ieri ha detto che il comitato tecnico scientifico, quindi immagino anche l'Istituto Superiore della Sanità nella fattispecie all'interno del comitato, redigerà un piano di buone pratiche e di indicazioni per la riapertura. Noi possiamo solo fare una cosa, adottare il nostro piano e inviarlo al governo come indicazione o come suggerimento, se magari c'è qualcosa da mutuare. Però ad oggi il governo ha detto che il piano lo fa il governo, non le regioni, che sia chiaro questo. La seconda domanda, la sua ordinanza scade il 13 aprile, pensa di prorogarla in qualche modo? Penso di dare una risposta nel momento in cui avrò visto il DPCM, perché l'ordinanza si rifà al DPCM, quindi io non so cosa scriveranno nel DPCM. Il commento alle scelte di Bruxelles di Nicola Giacomuzzo? Ma sono a scartamento ridotto, c'è riscaldamento a bordo campo, lo chiamerei, no? Non c'entra niente con la partita di calcio, sta roba qui. La domanda di Domenico Basso, direttore TVA, è legata a prima, nel senso alle 14 dice Basso, parlerà il Premier e verosimilmente annuncerà oggi il nuovo decreto. Lei appunto pensa a denunciare una nuova ordinanza su questo? Dobbiamo vedere, guardate, abbiamo tempo fino al 13, noi siamo qui domani, dopodomani, Pasqua e Pasquetta, per cui abbiamo tutto il tempo di scrivere, di fare e di dire.
Come giudica, qui è venuto male scritto, non riesco a capire, come giudica l'apertura, immagino a macchie, cioè nel senso per regioni, spero che sia così. No, macchia di leopardo che è accaduta. Cioè, guardate, noi qui il lockdown non ce l'abbiamo più. Io anche scientificamente partirei da questo presupposto, il lockdown in Veneto non c'è più. E ringraziamo tutti quelli che hanno rispettato, e sono la stragrande maggioranza, le restrizioni, in particolar modo i ragazzi, ma però il lockdown qui non c'è. E come sta funzionando, chiede Giorgio Marlarasi, la nuova macchina olandese per i tamponi, quanti ne sta facendo? Ma guarda, io ho incontrato stamattina il professor Crisanti, mi ha dato un aggiornamento e mi dice che lui immagina alla volta di domani, dopodomani, di riuscire a metterla a regime. Considerate che nei laboratori, compreso quello del professor Crisanti, si lavora H24, cioè nel senso che noi se avessimo la possibilità di avere i reagenti, che quelli forniti ufficiali delle ditte, per fare, noi faremo 50.000 tamponi al giorno, cioè pensate quante microbiologie abbiamo, quanti dipendenti abbiamo, potremmo veramente andare più pesanti, però purtroppo abbiamo un fattore limitante. Francesco Dalmas di Asca News chiede: la nuova nomina di Mantoan ad Agenas sta a significare che il ministro Speranza vuole nazionalizzare il modello veneto, cioè portarlo ad esempio? No, secondo me lo vuole regionalizzare. Un commento sull'accordo europeo? No, nel senso che il ministro, guardate, molto correttamente, il ministro aveva bisogno di un commissario per un breve tempo, adesso non so quanti mesi siano, anni, non penso che siano mesi. Mi ha avvisato che aveva maturato l'idea di chiamare Mantoan. Io ho detto, io non ho mai bloccato nessuno, ne prendo atto. Mantoan è un bravo direttore del Veneto, però mi rendo anche conto che tutti poi guarderanno anche, come si dice, a esperienze professionali. Ogni professione ha magari le sue ambizioni, no? La professione ha le sue ambizioni. E quindi penso che un riconoscimento come quello di AIFA, che è stabile, o piuttosto che Agenas di commissario, ma è una scelta del ministro, questo deve essere chiaro. Buoso di ANSA prosegue la tensione in Lombardia sulle case di riposo. Anche in Veneto si ha notizia di denunce e inchieste su talune morti. Come risponde la Regione? Dai controlli emergono situazioni particolarmente critiche. Ma guardate, allora, è corretto in un paese democratico e civile che se c'è qualcuno che ha dei dubbi, questi dubbi li può, come si può dire, chiarire la magistratura, cioè noi siamo a disposizione, dobbiamo finire questo percorso, nessuno sposta nulla perché ci sono le fatture di quello che è stato acquistato e non acquistato, ci sono i dati di chi ha prestato opera, ci sono i dati degli ospiti, ci sono i dati della regione, cosa ha dato e cosa non ha dato, sono le date, c'è tutto, poi verrà messo in fila tutto e poi chi pensa di essere parte lesa in tutto questo processo può tutelare i propri diritti. Ma lo dico non come sfida, lo dico perché penso che in un processo come questo, dove c'è stato di tutto, dove abbiamo avuto migliaia di movimentazioni, crisi nel reperire DPI, problemi di 3.000 tipi, indicazioni e controindicazioni, comitati scientifici contro comitati scientifici, e tutto si mette in fila tutto, dopodiché se qualcuno vuole ancora andare avanti prende, andrà dal magistrato e dirà io ho avuto un disservizio. Considerate che questa tragedia è una tragedia che penso che l'umanità viva ogni 200-300 anni, cioè, non voglio accampare giustificazioni, lo dico perché bisogna essere corretti nelle cose e io sono assolutamente, faccio parte di quelli che pensano che i medici debbano essere aiutati giuridicamente su questa partita, cioè che non si può pensare che funziona come che al di là del parcheggio dell'ospedale c'è l'ufficio degli avvocati che ti fanno la causa percentuale, cioè, e io sarò sempre schierato dalla parte dei medici, perché al di là di grandi, come si dice, di casi eclatanti dove c'è proprio ma quelli uno su 1.000.000, il resto voglio ricordare che i medici sono trovati veramente in prima linea e tutti gli operatori con non poche difficoltà.
Le ultime due domande, Antonella Prigioni chiedeva un commento sull'Eurobond UE, ma mi pare che Antonella l'abbiamo già dato ampiamente. La Nicolò Simoro in conclusione dice: sono partite le terapie col sangue dei guariti e se è arrivato l'Avigan. Allora, l'Avigan al momento, che risulti a me, non è ancora arrivato. In teoria dovrebbe arrivare. Ho detto in teoria, perché nel senso che ci dicono che dovrebbe arrivare. E rispetto alla terapia con il sangue, con il plasma, non ne ho oggi informazione, quindi mi scuserà la Michela Moggi. Ultimo giro. Presidente Campanale Telenuovo. Ciao. Uno dei mercati più in crisi in questo momento è il mercato immobiliare. Ci sono famiglie che hanno fatto il rogido, che stanno pagando il mutuo, che non sempre è possibile sospendere, stanno pagando il vecchio affitto, il vecchio mutuo, mobili che non arrivano, mentre ricevono chiamate, leggiamo anche sui forum, da strumentisti musicali che possono tranquillamente portare uno strumento musicale in casa. Ci sono delle storture anche da questo punto di vista, no? E quanto è importante anche far ripartire quel mercato? Ma guardate, è importante ripartire. Se volete che io vi dica come la vedo che in generale qui la vera misura per la ripartenza è aprire. No, non vi dico oggi, dopodomani, cioè dopo ascolteremo come ma la vera misura sanificatoria, se sarà il 3 di maggio, il 4, il 5, non lo so, vediamo, è comunque che se le nostre imprese quando hanno i portoni aperti comunque si sanno organizzare e questo sarà sanificatorio. Dopodiché cercheremo di capire anche quale sarà il nuovo DPCM, perché come ripeto sempre, scuole e imprese non dipendono dalla regione, non possiamo aprire e chiudere noi. Ilaria Marchioli. Sì, ciao. Una domanda, per quanto riguarda le aperture, lei ha detto graduali eccetera, però la questione delle spiagge, stabilimenti balneari eccetera, lei come la vede? La vedo assolutamente che noi dobbiamo, guardate, ho fatto un'ordinanza nella quale prevedo che ci sia la possibilità di manutentare tutte le aree verdi per i campeggi e le spiagge, idem, l'abbiamo anche analizzato con Bottacin la partita delle spiagge, noi dobbiamo prepararci. Cioè, l'altro giorno la TV russa mi ha chiesto cosa dico i russi rispetto alla nostra proposta turistica, che siamo pronti. E mi ha chiamato qualcuno e mi ha detto, ma sono un operatore, però attenzione a dire che facciamo la stagione estiva. Cioè, ma ho capito. Cioè, non esiste. Noi siamo pronti a tutto, anche a fiumi di turisti che arrivino tutti assieme per recuperare anche i mesi persi. Ma stiamo scherzando? I venti no? Non ho paura di niente, dobbiamo andare avanti. Non esiste che ci poniamo il problema se apriamo. Noi dobbiamo dire che siamo aperti. Purtroppo noi non pagheremo lo scotto della disorganizzazione, pagheremo lo scotto del retaggio psicologico rispetto alle aree del coronavirus. E dobbiamo anche riconoscere però che in tutta questa vicenda il mondo è in pandemia e quindi New York ha il coronavirus come Venezia. Immaginate solo se fossimo stati da soli. Cioè, immaginate solo, guardate che io ho avuto il terrore i primi giorni. Non dico che pregavo che ci fosse qualcun altro in compagnia, però dico, cioè, è impossibile che siamo da soli. New York ha il coronavirus, San Paolo c'ha il coronavirus, cioè tutto il mondo ce l'ha. Il Canada ha il coronavirus, Berlino ha il coronavirus, Parigi ha il coronavirus. E quindi, siccome il mondo non smetterà di vivere, andranno in vacanza dove c'è stato il coronavirus, perché tanto ormai l'hanno conosciuto tutti. Dobbiamo essere pronti, no telefonarmi e dire che è sbaglio a dire che siamo aperti quest'estate, volevo dire che siamo morti, non ho capito. E Fernando, mi pare che possiamo chiudere. Sì, grazie. Ricollegarmi a quello che ha detto la collega, l'impressione è che sia il governo che le autorità abbiano delle fortissime pressioni da parte di Confindustria per le riaperture. Ecco, dall'altra parte però c'è una fortissima preoccupazione di legarlo a parte dei sindacati dei lavoratori che temono di andare in situazioni potenzialmente a rischio. Lei è stato sempre molto attento a questo cosa qua. Abbiamo visto che cosa fa la fretta o che cosa fa non considerare determinati rischi. Quello che è successo a Brescia o a Bergamo lo testimonia. Allora, non è che con questa fretta di riaprire poi si rischia di tornare indietro?
Ma guarda, e questo intanto è bene che voi lo registriate, ve lo dico tutti i giorni. Cioè la validazione scientifica è fondamentale. Cioè, ovvio che non si può andare controcorrente. Dopodiché se la validazione scientifica risulta essere debole e poco argomentata, in questo momento non stiamo utilizzando l'operazione scientifica così. Appunto, io guardo la curva di Yuan, la vedo che in 2 mesi è iniziata, è uscita, è finita. Boh, noi ne abbiamo passato di tempo ormai, no? Vabbè, ce ne vorrà ancora, ok. Premesso che deve essere una valutazione scientifica che vada a certificare quello che si fa, poi ce n'è un'altra di merito. Le imprese si aprono se i dipendenti sono messi in sicurezza al loro interno, punto. Non a caso penso che sia l'unica regione, sarebbe bello vedere sto dato, che continuamente, costantemente, tutti i giorni va a controllare le imprese. E se voi lo sapete, vi diamo l'aggiornamento ormai delle migliaia di imprese che sono state controllate. Però lasciatemi dire, guardate che non esiste, non c'è un imprenditore sulla faccia della terra che voglia rischiare la vita dei suoi lavoratori e mettere in discussione l'onorabilità della sua impresa, e se lo fa è un incosciente, punto. Almeno quelli che conoscono io mi dicono: ma figurate se mi posso permettermi un lavoratore positivo. Voglio ricordare che in Veneto, ricordiamolo, sono imprenditori che hanno chiuso prima del lockdown di Roma per mettere in sicurezza i propri lavoratori. Cito una per tutte, a Texas, cito la prima, ma ce n'è una strage, nessuno a Texas è stato forse il primo, ha detto: io chiudo prudentemente perché non voglio avere nessuno sulla coscienza. Penso che sia stato un atto assolutamente di grande civiltà, però ovvio che le imprese sono fatte di imprenditori e lavoratori, non di imprenditori e non solo di lavoratori, di imprenditori e lavoratori, quindi tutti e due devono essere tutelati. E con questo io spero Ilaria ancora l'ultima. Nel senso, i bimbi della lettera di dove sono? Sono, guarda, onestamente ho visto, dovrebbero essere di Chioggia. Ah, poi ne abbiamo la lettera. Sì, vediamo la lettera, però hai ragione, non si capisce. La mamma è un'albergatrice di Sottomarina e il papà lavora a Venezia, è un geometra, quindi penso che siano di Chioggia, perché ho visto che è Boscolo di cognome, quindi penso che no. Bene? Bene? Secondo me non tornano più a casa se stanno qua un po'. Si divertono qui? No, nel senso che è una bella terra il Veneto, dai ragazzi. Pensate che nelle discussioni mi dicono i tecnici che è ridondante il tema, ma ci vuole acqua, no, per il sistema. E giustamente loro sono abituati a costruire e a fare senza acqua, e noi qua ne abbiamo anche troppa, cioè, onor del vero. C'è 4 mesi che non piove più. C'è Bottaccini che ormai sa la sogno di notte. Quindi a Schiavonia per sanare le polemiche bisognerebbe dire che hanno 2 operai, insomma. Ma non è detto, perché ieri vi abbiamo... Ah, ma tu non c'eri ieri? Ieri abbiamo detto che stiamo ancora trovando un'area, perché l'ospedale ne occupa 5.000 metri quadri da sola, poi c'è tutta l'area di movimentazione e tutto, non è facile. Quindi stiamo ponderando bene una soluzione per poi andare a edificare e fare la platea e renderla stabile, ma l'ospedale verrà smontato dopo, no? È una bella macchina questo ospedale, cioè, è il sogno proibito di tutti gli stati, non le regioni. Quindi averlo, ovviamente noi lo mettiamo a disposizione di tutti, italiani, stranieri, tutti quelli che ne hanno bisogno poi. Però pensate solo alla formazione che riusciamo a fare ai nostri uomini rispetto alla gestione di un ospedale del genere. Mi pare che oggi l'assessore Bottaccini farete cose da... Sì, martedì speriamo di darvi dati. Oggi però guardate con attenzione che non sono ancora definitivi quelli dei lavoratori, perché sono molto interessanti. Arrivederci, grazie. Grazie. Vi aspetto i prossimi giorni, ragazzi. No, cercate di essere numerosi, a procurare anche alcol poi. Buon lavoro. Ricordatevi l'uovo, che devo vendere l'uovo. Oggi è andata la grande.
Allora eccoci nuovamente in studio con l'edizione straordinaria dei nostri TG dedicata come sempre agli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia del coronavirus. Avete sentito dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa quotidiano quelle che sono le novità, gli aggiornamenti sui casi, sui contagi e sull'andamento dell'epidemia nel nostro territorio, nel Veneto. Ora andiamo a collegarci con il dottor Sandro Cinquetti, direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, perché l'abbiamo sentito insomma più volte nel corso della diretta di quest'oggi, l'avvio di queste vacanze, tra virgolette, vacanze pasquali così anomale sta un po' preoccupando il mondo sanitario. L'abbiamo sentito anche dal prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganassi. Comincia a vedere più gente in giro, forse troppa. Il timore, ed è questa anche la direttiva che è partita proprio oggi dal Viminale ai prefetti e quindi a tutte le forze dell'ordine, è quella di intensificare i controlli, perché si teme che appunto le festività pasquali possano far uscire di casa molte persone dirette magari fuori porta, alla scampagnata, alla gita, alla mangiata in compagnia, piuttosto che nelle località di vacanza dove molti possiedono le seconde case. Quindi anche diciamo il mondo sanitario è un po' preoccupato di questo. Dottor Cinquetti, ci sente? Buongiorno intanto, grazie. Sì, buongiorno, spero che anche lei mi senta. Sì, la sentiamo molto bene, forte e chiaro. Allora c'è un po' di preoccupazione per questo lungo fine settimana pasquale e poi anche per i ponti successivi, 25 aprile e 1 maggio. L'abbiamo sentito anche nella conferenza stampa di Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità. C'è questo timore insomma che un allentamento delle misure possa in qualche modo vanificare anche lo sforzo che è stato fatto fino ad oggi. Intanto io credo che ci sia, prima della preoccupazione, la necessità di ripristinare una grande consapevolezza. Noi abbiamo in provincia di Treviso quasi 4.000 persone in isolamento domiciliare o in quarantena. Piccolo accenno, l'isolamento è per la persona diciamo malata con sintomi, la quarantena è per il contatto, quindi per il soggetto sano. Queste persone sanno sia dal punto di vista giuridico che non possono uscire di casa se non per urgenze o necessità assolute ampiamente motivate, e che hanno una responsabilità sociale molto grande nei confronti della comunità. Si tratta di persone o che hanno ancora positività al virus e che la devono risolvere con le 2-3 settimane di isolamento domiciliare, o che sono venute a contatto significativo con soggetti positivi e potrebbero quindi essere in incubazione, quindi devono assolutamente stare a casa, perché durante l'incubazione, specialmente negli ultimi periodi che precedono l'esordio clinico, il soggetto diventa infettivo, non ha ancora la febbre, però è infettivo e quindi costituisce un pericolo per gli altri, specie come abbiamo visto per le persone più anziane. Ecco dottore, in queste ultime ore è stato anche lanciato un allarme da parte del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi sull'abbassamento dell'età che si sta notando in quest'ultimo periodo delle persone contagiate. Quindi sì, certamente le persone anziane sono quelle più esposte, ma anche persone giovani o relativamente giovani sono ricoverate, alcune anche in gravi condizioni. Abbiamo visto anche dei decessi proprio nelle ultime ore di cinquantenni in provincia di Treviso. Questo è un virus diciamo molto particolare, nuovo, del quale conosciamo ancora poco. La storia e la storia scientifica ci consegneranno elementi di conoscenza maggiori. Questo virus, diversamente per esempio dal virus dell'influenza che colpisce tipicamente i bambini, ma che può colpire anche gli adulti e gli anziani con forme più gravi, anch'esso per la parte più avanzata dell'età, ha circolato in maniera molto evidente, con casistica grave e importante, a volte portando anche in ospedale e in condizioni molto critiche, soprattutto la fascia d'età anziana, che ha pagato
contributo molto grosso alla letalità per questo virus, per soprattutto le persone che avevano patologie preesistenti. Però non c'è motivo di ritenere che questo virus smetta di circolare nei giovani. I giovani hanno meno probabilità di sviluppare forme gravi, ma mantengono una loro infettività se contagiati. Se noi pensiamo che nei sindaci del nostro territorio la percentuale di sindaci che sono risultati positivi al tampone è stata inferiore al 2%, capiamo che il virus ha ancora ampie praterie davanti, e da questo deriva il rinnovo della raccomandazione di ridurre e di mantenere ridotti i contatti interpersonali. È chiaro che un virus che colpisce tutte le età può determinare anche in soggetti giovani qualche caso grave. La casistica grave, comunque, come diceva il direttore, è ancora purtroppo molto collocata nella fascia d'età avanzata, per ovvi motivi. Sono persone che hanno meno difese. Ecco dottore, lei accennava ai tamponi, a che punto siamo con questa campagna di tamponi che è partita in maniera massiccia da qualche settimana? Sappiamo che abbiamo avuto una difficoltà fino a 3-4 giorni fa per l'approvvigionamento dei reagenti per la lettura dei tamponi, difficoltà legata al mercato internazionale, che è un mercato ovviamente sotto pressione in questo periodo. Questa difficoltà è in fase di soluzione e abbiamo ripreso a pieno ritmo, diciamo, il tamponamento col sistema drive-thru, cioè con l'arrivo in auto, che è un sistema di grande sicurezza per i soggetti che hanno sintomatologia. Però dal 20 riprenderemo pienamente anche il programma di monitoraggio, che è un programma che prevede il controllo degli operatori sanitari. Ormai abbiamo quasi concluso l'area ospedaliera, abbiamo concluso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, continueremo con gli specialisti ambulatoriali, arriveremo ai farmacisti, poi al restante personale, alle forze dell'ordine, per arrivare all'ultima categoria indicata, ma non per importanza, perché è una categoria di grande rilievo in questo periodo, dal piano di monitoraggio dettato dalla Regione al personale che opera nei supermercati, che ha un ruolo importante sia operativo, garantiscono il nostro approvvigionamento, ma che con questo ruolo accompagnano contatti sociali non trascurabili, quindi con una qualche esposizione al virus di cui stiamo parlando, il nostro amico Covid-19. Ecco dottore, approfitto di questo collegamento per farle una domanda che in molti cittadini si stanno facendo, perché abbiamo capito, insomma, ormai ci sono state ripetute continuamente tutte le precauzioni che dobbiamo prendere: evitare i contatti, lavarci le mani, usare la mascherina, usare i guanti quando si va a fare la spesa, uscire il meno possibile, eccetera, eccetera. Insomma, ormai li abbiamo imparati a memoria, ma si è riusciti a capire come mai questo virus maledetto si accanisca in maniera così forte, per esempio su alcune persone e su altre no? Ci sono delle patologie preesistenti, si parlava per esempio di ipertesi piuttosto che di fumatori, ci sono dei comportamenti che noi possiamo fare per cercare di essere meno esposti, oltre a quelli che appunto conosciamo e abbiamo detto? O che ci possono in qualche modo far capire che siamo più a rischio? La condizione di fumatore è una malattia cronica preesistente, non si corregge in 15 giorni. Ecco, è una condizione che determina, ma è l'occasione buona per cambiare alcuni comportamenti non adeguati. Il virus arriva da tutti, ma in alcune persone, per difese immunitarie o più in generale per le caratteristiche dei sistemi di difesa, può diventare più significativo nella manifestazione clinica. Abbiamo visto, e ormai è confermato, che nelle aree più inquinate del mondo, la pianura padana purtroppo è un'area inquinata, il virus tende ad avere una aggressività un po' superiore, non per sua caratteristica, ma perché noi che viviamo in pianura padana abbiamo le nostre difese respiratorie un po' affaticate da questo continuo piccolo insulto che deriva dall'inquinamento. Nel fumatore questo insulto è quotidiano ed enorme.
E quindi chiaramente le ciglia del nostro sistema respiratorio, i nostri sistemi di difesa generali, prima di arrivare al sistema immunitario vero e proprio, sono un po' affaticati. Poi ci sono persone che hanno malattie importanti, diabete, cardiopatia, tumori. Queste persone, l'età stessa, hanno un sistema immunitario che fa più fatica a rispondere a questo e ad altri virus. Ma questo si è rivelato per queste persone particolarmente impegnativo. E l'ipertensione, dottore, è un fattore di rischio anche questo? Molti sono preoccupati, sappiamo che è una patologia estremamente diffusa e non solo nella popolazione anziana. Sì, l'ipertensione è una patologia, alcuni la considerano una condizione che accompagna molte persone e che va controllata certamente con gli stili di vita e con i farmaci quando necessario. Io non ritengo che gli ipertesi appartengono a una categoria drammaticamente esposta. Certo è che il controllo della pressione aiuta la risposta a questo virus in termini generali, ma anche alle restanti malattie, soprattutto cardiovascolari, che non sono scomparse. Un'ultima domanda, dottor Cinquetti, relativa proprio a questa particolare stagione. È esplosa la primavera, le temperature anche decisamente elevate di questi ultimi giorni hanno scatenato in molti soggetti le allergie stagionali. In questo specifico momento il fatto di avere appunto raffreddori dovuti appunto all'allergia piuttosto che le vie respiratorie infiammate è motivo ulteriore di preoccupazione? Non enorme direi, tuttavia va considerata una questione che a volte i sintomi di queste forme allergiche respiratorie possono far temere per l'inizio della virosi da coronavirus. Bisogna un po' tenere i nervi saldi per 1 o 2 settimane, però quando compare la febbre, quando la tosse diventa insistente, quando la sintomatologia diventa più importante, è bene pensare a questa malattia, sottoporsi al tampone su indicazione del medico di famiglia e soprattutto rimanere in casa chiusi, isolati anche dai propri familiari fino alla chiarezza diagnostica. Grazie allora dottore, io la ringrazio per questo collegamento, per il prezioso contributo alla nostra diretta. Buon lavoro dottor Cinquetti e alla prossima. Anche a voi buongiorno e tanti auguri di buona Pasqua. Grazie altrettanto anche a voi. Allora, noi proseguiamo questa diretta andando a Venezia perché dovremo avere in collegamento il collega Lorenzo Maier. No, non c'è ancora, mi dicono. Allora, vediamo un servizio invece relativo, abbiamo dato diversi, no, mi chiedono la pubblicità dalla regia. Allora, facciamo la pubblicità prima, poi vediamo se riusciamo a collegarci con Lorenzo Maier. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta, ci colleghiamo subito con Venezia, con il collega Lorenzo Maier per tutti gli aggiornamenti dal centro storico in questa giornata del Venerdì Santo. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marta, buon pomeriggio a tutti voi. Buongiorno, allora che novità ci sono? Allora, le novità che vi posso dire sono queste. Intanto, ovviamente, come ricordavi tu, oggi è la giornata del Venerdì Santo, quindi tra un paio d'ore il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraia, presiederà l'azione liturgica della Passione alle 16 dalla Basilica di San Marco, celebrazione che seguiremo ovviamente in diretta, così come seguiremo la celebrazione alle 15 dalla cattedrale di Treviso da parte del vescovo di Treviso. Il patriarca, che come abbiamo detto ieri sera per la messa in cena Domini, si è soffermato molto sul sacrificio dei medici e in particolare su Samar Signab, la dottoressa medico di base di Mira, che purtroppo è deceduta. L'ha citata, in qualche modo dedicato a lei e a tutti i medici
in servizio in questi giorni questa celebrazione. E possiamo dire anche che oggi ovviamente per il Patriarca è una giornata particolare, che Monsignor Moraglia sta trascorrendo a distanza, nel senso telefonicamente, ha voluto e sta proseguendo nei contatti con tutti i sacerdoti, in particolare con quelli anziani e i malati, per cui dal suo palazzo patriarcale si susseguono i collegamenti in videoconferenza, perché il Patriarca quest'anno ha voluto in maniera particolare avere uno scambio di auguri con tutto il presbiterio veneziano, ma in particolare con gli anziani e con coloro che soffrono e che magari stanno male. E questo è stato un gesto molto importante e molto bello, direi. Poi per quanto riguarda il lutto purtroppo per questa scomparsa di questo medico di base, possiamo dirvi due cose. Anzitutto che purtroppo questa triste notizia è arrivata anche al Lido di Venezia, perché la figlia di questo medico è un pediatra, un brillantissimo pediatra in servizio di base, in servizio al Lido di Venezia, che si è laureato, pensate, si è laureata in medicina a Verona con 110 lode e la menzione anche. Per cui era stato, la dottoressa Dania, era stato il primo caso di coronavirus che si era registrato anche al Lido, una positività asintomatica, nel senso che non ha manifestato per fortuna segni particolari, però lei, vivendo con la madre, ha dovuto trascorrere in isolamento questi giorni. Ora si è negativizzata, ma purtroppo è stata colpita da questo lutto per la scomparsa della madre. È una famiglia di medici, perché anche il padre, ricordiamo, è stato un famosissimo pediatra che operava a Mira, e anche lui purtroppo 14 anni fa è deceduto per infarto. Diciamo questo perché ieri abbiamo registrato un bel appello che farà molto discutere da parte del presidente provinciale dei pediatri, il dottor Vito Damanti, che ha lanciato un po' un campanello d'allarme, dicendo in modo particolare, soffermandosi sul decesso della collega Samar, che i medici di base, a suo dire, sono stati mandati a combattere il coronavirus a mani nude, nel senso senza alcuna protezione. Questo perché ricorderete che c'era stata tutta questa problematicità poi nell'avere le mascherine, nell'avere i presidi, ecco, e il dottor Damanti, profondamente colpito dalla scomparsa di questa collega e volendo stare vicino poi anche ai figli, ha lanciato questo campanello d'allarme che credo farà discutere. Ha detto: state vicini ai medici, perché se si ammalano i medici chi vi cura? Nel senso, una domanda un po' provocatoria, per dire come poi tutti ci siamo mobilitati e stiamo elogiando l'operato dei medici in questa fase così delicata, però per dire che non si vuole che poi finita l'emergenza diciamo passi tutto in secondo piano, quindi questa tutela del personale sanitario ce la dobbiamo ricordare sempre, non solo ora. Lorenzo, sicuramente. Scusa Lorenzo, no, ti interrompo, sicuramente è un tema molto importante questo, ed è stato più volte affrontato nel corso dei telegiornali. Tra l'altro lo stesso Zaia oggi ha fornito il dato relativo al numero dei sanitari che risultano contagiati, che risultano positivi al coronavirus nella nostra regione. Allora, grazie a Lorenzo Maier per questo collegamento. Noi ritorniamo a Marghera, alla sede della Protezione Civile, dove c'è Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno, rieccoci in diretta. Sì, buongiorno.
Buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i telespettatori. Si è da poco concluso il punto stampa del governatore Zaia e quello che vorrei darvi subito sono i dati che riguardano i medici tamponati, con un po' di numeri che ci sono stati forniti proprio a inizio conferenza dal presidente Zaia, ovvero per un totale di dipendenti stiamo parlando di 9.787 e ne sono stati tamponati 6.403. Di questi ne sono risultati positivi 127. Quindi parlando di percentuale per quanto riguarda i tamponati, ovvero i 6.403, sono una percentuale del 65,42%, mentre per quanto riguarda i positivi, dunque i 127, sono un 1,30%. In poche parole, di 9.787 medici tamponati, 127 sono risultati positivi, quindi l'1,30%. Questo l'ha voluto sottolineare, evidenziare proprio in apertura, dopo aver dato tutti i numeri di oggi, il governatore Zaia per quanto riguarda la situazione dei medici e delle varie ULSS della nostra regione. L'altro argomento fondamentale e importantissimo che è stato toccato è quello che riguarda invece le riaperture. In tal senso ovviamente c'è un po' di confusione ancora, perché il governatore ha detto, di fatto ieri aveva detto, ho la sensazione che il 60% delle aziende siano già riaperte, e oggi l'ha dato praticamente ormai come un dato di fatto, è un dato assodato, dicendo che il lockdown di fatto non esiste più, salvo restando che devono comunque, ha ribadito il concetto, esserci tutti i dispositivi a disposizione, dunque mascherine e guanti. Per questo ha chiesto anche la revoca dell'ordinanza che sta chiedendo già da tempo per quanto riguarda i ritiri e le confische di tutti questi materiali che servono ai lavoratori per poter lavorare in totale sicurezza. Dunque questo è importantissimo per quanto riguarda la riapertura, dopodiché queste riaperture dovranno essere comunque, ha detto, graduali, un po' a macchia di leopardo, perché non si può pensare dopo il 3 maggio di riaprire tutte le attività così in blocco. Questo potrebbe anche creare un effetto ritorno, no? Quello di cui si sta parlando da troppo tempo. E dunque la proposta del governatore qual è? Quella di, visto che molte aziende si sono anche messe a disposizione per fare questo, ovvero di una sperimentazione da qui al 3 maggio di riapertura graduale, quindi mano a mano. In questo modo si arriverà all'ultima scadenza, quindi quella del 3 maggio, più preparati e anche più in grado di fronteggiare quelle che saranno le riaperture totali. Un altro punto, e dopodiché è fondamentale, si è parlato anche di turismo e anche della riapertura delle spiagge e degli stabilimenti balneari, perché il governatore ha detto: noi saremo aperti, i veneti non stanno con le mani in mano, i veneti si rimboccano le maniche, e dunque io sono qui a dire che le nostre spiagge, i nostri stabilimenti, insomma tutto quella che è l'indotto turistico della nostra regione sarà pronto lì a lavorare. Probabilmente ci sono già state delle disdette, probabilmente non ci saranno, anzi sicuramente i numeri degli anni precedenti, però noi ci siamo e questo è fondamentale che passi come messaggio. E poi ha parlato ancora delle donazioni, e un punto importante che ha toccato riguarda una donazione che è stata fatta, ovvero un uovo di cioccolata di ben 10 kg. Allora cosa ha fatto? All'inizio ha detto avevo pensato di donarlo a qualcuno, poi invece ha rovesciato la proposta lanciando un'asta. Dunque quest'uovo di 10 kg il governatore l'ha messo all'asta per chi lo volesse, così scherzando ha detto si parte
parte da una base di 100 euro e chi avesse delle proposte lo potrà fare telefonando al numero che ha ripetuto più di qualche volta, che vi ripeto anch'io, che è lo 041 279 2863. 041 279 2863 è la segreteria del governatore Zaia per chi volesse partecipare a quest'asta e potersi aggiudicare questo uovo di cioccolata di ben 10 kg per poi farne l'utilizzo che riterrà più appropriato. Insomma, questi in sintesi gli argomenti toccati oggi dal governatore, per cui se non ci sono ulteriori domande o chiarimenti che volessi chiedermi, Marta, io restituisco la linea allo studio. Benissimo Ilaria, io ti ringrazio, grazie mille, grazie a te al collega Sandro Ponchio per questi collegamenti dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Noi ora andiamo in pubblicità per qualche istante, rimanete con noi, la nostra diretta continua subito dopo. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata a tutti gli aggiornamenti del coronavirus. Quello che è iniziato è un lungo ponte pasquale davvero anomalo, quello del 2020, e che sarà all'insegna di controlli. Sarà una Pasqua blindata su tutto il territorio proprio per evitare che la voglia di uscire di casa possa in qualche modo vanificare quelli che sono stati i risultati finora raggiunti grazie alle misure restrittive messe in atto, e quindi i controlli saranno soprattutto nelle zone per le strade naturalmente che portano verso le principali direttrici di vacanza, verso i litorali, verso la montagna, le colline, ma anche tutti quei luoghi dove tradizionalmente negli anni passati si facevano le scampagnate per Pasqua o per Pasquetta, quindi a partire dal Piave. Sentiamo quindi l'intervista che abbiamo realizzato ieri sera al sindaco, alla sindaca Marianella Tormena di Ciano del Montello. Sentiamo. Le grave sono sempre là, sono belle, ma ci aspettano che abbiamo lavorato tanto tutti assieme per fermare il coronavirus. A Crocetta mi creda, ma credo a tutti quanti i veneti sono stati bravi, perché poi i risultati un po' alla volta li vedremo, no? Quindi per questo weekend lasciamo perdere le grave che sono sempre là e non scappano, sono sempre bellissime ma sono là. Rimaniamo a casa come abbiamo fatto finora, evitiamo i contagi, evitiamo le sanzioni. In fin dei conti ormai ce l'abbiamo quasi fatta, facciamo un ultimo sforzo tutti assieme e le lasciamo in tranquillità. Loro ci aspettano, sono là. Allora, ci sembrava doveroso ovviamente fare questo collegamento con lei perché lei stessa potesse lanciare questo messaggio ai suoi compaesani, ma anche insomma per spiegare che ci saranno dei controlli e saranno potenziati da parte delle forze dell'ordine proprio nei giorni di Pasqua e Pasquetta, quindi attenzione perché è già in atto un piano straordinario di controlli, si possono incorrere in sanzioni. Del resto è anche giusto lo sforzo fatto finora, che credo ci costerà comunque caro, però ha portato anche un risultato, sta portando dei risultati. È peccato rovinare tutto adesso. Ci sta che si faccia tutti assieme quest'ultimo sforzo. Poi abbiamo un'estate davanti, potremo magari un po' così allentare la presa, speriamo, ma intanto teniamo duro, lasciamo che il lavoro che abbiamo fatto possa essere completato, rimaniamo a casa ancora un altro po', non succede niente. Il nostro paese è vero che ha questa grande risorsa, però in fin dei conti penso non solo per il mio paese ma per tutto il circondario dell'area, insomma sappiamo che è una meta per le passeggiate, lasciamo perdere ancora un altro po', non succede niente. Ecco, quindi questo è l'appello della sindaca, l'avete sentito, per scongiurare il rischio che molte persone possano, magari invogliate anche dalle belle giornate di sole, andare a fare delle scampagnate sul greto del Piave, tradizionale meta per le gite fuori porta di Pasquetta, ma stesso consiglio arriva dai sindaci, dai primi cittadini di tutto il Veneto, dal mare ai monti. Sono molte infatti anche
anche le seconde case che si teme molti cittadini vogliono andare ad aprire. Sentiamo quindi che cosa ci ha detto il sindaco di Cortina, Ghedina. Ci sarà un controllo diciamo, per quanto riguarda le direttrici principali, quindi la SS51 ma anche la 48 a terra, quindi con posti di blocco. Ci sarà un controllo anche aereo tramite elicotteri e droni e un controllo targhe H24 per l'incrocio dei dati che saranno necessari eventualmente per fare eventuali sanzioni e anche denunce. Sarà una Pasqua blindata nella Regina delle Dolomiti e il sindaco lo ribadisce a chiare lettere con l'obiettivo di disincentivare soprattutto i proprietari di seconde case. Muoversi è ancora troppo pericoloso, oltre che vietato dai decreti di governo e regione. Cortina inoltre è tra le località del Veneto con il più alto tasso di contagio, complici con ogni probabilità le ultime domeniche consentite sugli sci. Il numero è rilevante perché siamo arrivati a 83 casi, che sono molti rispetto alla popolazione residente. Peraltro siamo in linea purtroppo con le maggiori località turistiche invernali anche vicine a noi, quelle del circuito del Dolomiti Subeschi, quindi la Val Gardena, la Val Badia, e quindi non bisogna abbassare assolutamente la guardia, bisogna mantenere stretti i controlli e soprattutto rispettare quelle che sono le regole di base. E per rispettare queste regole i controlli sono già in corso anche con il drone. I controlli vengono fatti anche capillarmente per quanto riguarda i condomini e le case che normalmente sono case affittate o di proprietà di cosiddetti secondi casisti, e quindi c'è un controllo veramente a pettine per evitare eventualmente spostamenti sulla nostra valle. Nel frattempo si guarda all'estate e si studia la ripresa che anche per il turismo sarà lenta e graduale. Noi insieme alla nostra Cortina Marketing stiamo già lavorando su vari scenari, quindi a differenza di quando si potrà aprire, quindi con uno scenario a giugno piuttosto che a luglio. E in tutto questo è logico che noi stiamo lavorando più su uno scenario che prevede un turismo di prossimità, quindi sul weekend, sulle seconde case, e un turismo più italiano che vogliamo assolutamente incentivare. Ecco, allora questo è l'appello dunque del sindaco di Cortina proprio per disincentivare gli spostamenti in questo ponte pasquale. Parliamo ora di architettura perché siamo in collegamento Skype con il presidente della Coldiretti di Treviso, Giorgio Polegato. Buongiorno Presidente. Buongiorno. So che oggi c'è stato anche un punto stampa proprio per sottolineare quella che è la situazione di un settore così importante per l'economia del nostro territorio che si trova in difficoltà in questo momento, credo soprattutto per la mancanza di manodopera. Vuole spiegarci un po' quello che sta accadendo? Sì, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, è una situazione critica che si sta verificando nel nostro comprensorio e non solo, è quello che manca la manodopera, mancano le persone che ci diano una mano a raccogliere i frutti della stagione. E fortunatamente abbiamo avuto un riscontro proprio in queste ultime settimane con diverse segnalazioni fatte da cittadini trevigiani che si rendono disponibili a fare anche questi lavori in agricoltura. Abbiamo già 255 nominativi disponibili per operare nell'ambito zootecnico piuttosto che ortofrutticolo e vitivinicolo. Questo è un segnale positivo ma anche negativo, perché comunque tutta gente che si è trovata senza lavoro, si è trovata in difficoltà e oggi comunque vede nell'agricoltura un'opportunità, visto che fortunatamente riusciamo a produrre, riusciamo a lavorare sui campi e fare quello che la stagione ci chiede, perché poi adesso siamo in piena campagna e dobbiamo appunto raccogliere i frutti del lavoro. Quello che noi chiediamo, oltre alla disponibilità del personale, è anche i voucher, che sono uno strumento straordinario che avevamo fino a un paio di anni fa, nati anche soprattutto per l'agricoltura, che però ci è stato tolto, e in questo frangente, in questa occasione, sarebbero molto utili, molto pratici e anche molto chiari da usare, sia per le aziende che anche per i lavoratori in questo caso, perché potremo attingere appunto ai studenti, ai giovani, ai pensionati, anche gli stessi
che sono in cassa integrazione con ripeto, uno strumento che in questa fase qua sarebbe assolutamente necessario, è necessario appunto per facilitare l'impiego di manodopera nelle nostre aziende. Ecco, ma come mai è così difficile sbloccare questi voucher? Come mai è così complesso e difficile riuscire a rendere più snelle, insomma, le procedure? Abbiamo visto addirittura il rischio di interi raccolti, pensiamo per esempio all'asparago che in questo momento insomma è pronto per essere raccolto, che rischiano di essere buttati, di rimanere sul campo perché non si riesce a trovare la manodopera per raccogliere, per operare nei campi. Beh, è chiaro che comunque è una scelta politica che si deve fare per poter, diciamo, usarli. Perciò deve esserci il governo che li mette a disposizione, visto che li aveva tolti, che sembravano quasi come uno sfruttamento della manodopera. Invece non era così, non è così, tantomeno adesso, invece che c'è bisogno, che c'è tanta richiesta di persone che vogliono lavorare, che però che abbiamo difficoltà a metterle anche in regole, perché magari appunto o sono in cassa integrazione o sono pensionati, perciò non hanno nessuna convenienza di farlo. Perciò sono, ripeto, strumenti molto semplici che soprattutto in questa situazione di grande emergenza sono necessari appunto per facilitare il raccolto. Ecco, il comparto dell'agricoltura, diciamo nel suo complesso, che perdite sta avendo in seguito all'epidemia di coronavirus? Perché in molti pensano comunque, insomma, l'agricoltura, a parte questo problema contingente che abbiamo visto della manodopera, comunque va avanti, la gente comunque continua ovviamente a consumare i prodotti, e i negozi di alimentari, supermercati, market, fruttivendoli sono aperti. Quindi diciamo la stima dei danni in questo momento qual è? Ma diciamo che i danni si possono calcolare in quegli ambiti dove ci sono state delle speculazioni, dove se il valore prima, prendiamo il caso del latte, era a 45 centesimi al litro, oggi è a 30, perciò quelli sono diciamo riscontri che si possono avere già oggi su quelle che sono le perdite da parte dei produttori, perché pagano speculazioni fatte a monte, fatte a valle, anche perché la filiera chiaramente comprende i trasformatori, comprende i grossisti, comprende la grande distribuzione, e chi ne subisce tutto chiaramente i primi sono i produttori. Dico particolarmente il latte, piuttosto anche delle carni, che hanno avuto un calo di prezzo importante. Perciò se vogliamo quantificarli così, solo per i prime 3 settimane di questa emergenza si calcola intorno dai 15 ai 20 milioni di euro solo per la provincia di Treviso. Però poi ci sono ambiti come il settore vinicolo, che è ancora difficile quantificare i danni, perché dobbiamo pensare che abbiamo una serie di piccole e medie aziende sul territorio che sono letteralmente chiuse, che non stanno vendendo e stanno perdendo fatturato in maniera importante, perché operando nel canale Oreca oggi si trovano nella impossibilità di vendere e di proporsi in altre situazioni. Perciò quei valori lì li avremo più avanti, perché se è vero che negli ultimi 15 giorni le aziende sono rimaste chiuse, è anche vero che per tutta aprile con i ristoranti chiusi vedo comunque la stessa situazione, perciò avremo un paio di mesi sicuri di grande difficoltà di aziende che non hanno nessuno sbocco sul mercato. E in più dobbiamo anche pensare che la vendemmia non è così lontana, e trovarsi in queste condizioni con le cantine piene, sia a livello di vini sfusi che di imbottigliato, si mette il comparto vitivinicolo in grandissima difficoltà, e questo porterà sicuramente a dei danni importanti, perché sviluppa un fatturato sul territorio molto, molto significativo per tutta la filiera, dal singolo produttore che produce l'uva fino al trasformatore finale. Ecco, per quanto riguarda il vitivinicolo, appunto, di cui lei sta parlando proprio nel dettaglio, le aziende che sono particolarmente votate alle esportazioni, e ce ne sono molte nel nostro territorio, in questo momento stanno risentendo o comunque continuano a lavorare? Ma allora stanno lavorando quelle cantine, quelle aziende che si rivolgono alla grande distribuzione, che sia italiana o estera, in questo momento non stanno soffrendo. Però anche quelle aziende che vendevano il vino nei mercati esteri, però rivolti al canale Oreca, Regalo Ristorazione, chiaramente anche lì si sa che i mercati sono chiusi, perciò
non ci sono neanche lì opportunità di vendere. Perciò ripeto, le aziende che sul territorio fanno grande distribuzione non sono tantissime, perché sono tutte aziende che hanno una certa struttura, una certa anche predisposizione e sono organizzate per servire la GDO. E ripeto, mentre tutte le altre, le piccole del Cornegliano Valdobbiadene piuttosto che del Prosecco del Trevigiano, oggi non hanno questa opportunità perché non sono organizzate e non è sicuro il momento neanche di andare a proporsi. Perciò complessivamente anche l'esportazione non sta aiutando in questo momento, se non che appunto rivolta alla grande distribuzione. Ecco Presidente, siamo nel periodo pasquale, sicuramente quello tradizionalmente di maggior lavoro, soprattutto per le aziende dell'agriturismo. In questo frangente, diciamo, specifico, le perdite, su che ordine di cifre siamo? Diciamo che c'è stata una reazione importante, veloce da parte sia degli agriturismi che anche delle aziende legate a Campagne Amiche, che sono tutti i produttori che andavano a vendere nei mercati, che vendevano anche nei punti vendita aziendali, che oggi vanno a fare il servizio a domicilio, il delivery. Sono circa una 60 di aziende Campagna Amica e una 30 di agriturismi. Questo almeno sopperisce in parte alle perdite che si stanno avendo, perché comunque il Trevigiano ha riscoperto, oltre che i prodotti legati al territorio, che sappiamo quanto siano di grande qualità, ma anche un servizio che prima non c'era, che oggi è molto comodo, molto pratico, che sicuramente rimarrà anche dopo. È un modo in più per poter dar modo ai consumatori di avere un prodotto a chilometro zero fresco in casa, senza doverlo andare a cercare nei mercati piuttosto che nei negozi. Perciò, ripeto, le aziende sono state molto ricettive, molto attente a queste dinamiche, a questi cambiamenti, lo saranno anche in futuro, perché anche tanti si stanno organizzando con l'e-commerce, che è un'altra svalvola, diciamo, per le vendite che in questo momento sta avendo grande riscontro. Ecco, un appello quindi anche ai consumatori a comprare dei prodotti del territorio in questo momento, in queste festività pasquali, che si aiuta anche l'economia, no? Mai come adesso l'appello è proprio quello di consumare italiano, e particolarmente, visto che viviamo in un territorio baciato anche da prodotti straordinari, che è quello di Treviso, di premiare quelle che sono le produzioni locali dei tanti bravi produttori che fanno da sempre un prodotto di qualità, che cimentano grande impegno, grande passione, e perciò è giusto che vengano premiati in primis rispetto ad altri. E ripeto, anche perché ci stiamo rendendo conto quanto sia importante comunque il comparto primario cosiddetto, perciò dell'agricoltura in questa fase qua, in questo periodo di grande emergenza, dove si riscoprono anche valori che si erano dimenticati, e comunque una qualità che Treviso è comunque assolutamente in prima linea, e fa da sempre un prodotto eccellente, riconosciuto non solo a livello locale ma a livello nazionale e non solo. Ecco Presidente, tra pochi minuti è attesa la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che dovrebbe illustrare quelle che sono le misure contenute nel prossimo decreto. Da parte vostra, da parte della vostra associazione, che cosa vi aspettate, che attenzione vi aspettate per il mondo dell'agricoltura? Ma ripeto, noi prima le cose rientrano e ritornano nella normalità, e prima non solo l'agricoltura ma tutti ne traiamo beneficio, perché chiaramente questa condizione non mette nessuno nelle migliori situazioni per pensare e per essere ottimisti. Purtroppo aprile la vedo ancora un mese di grandi restrizioni, con tutti i limiti e le difficoltà che creerà, non solo per il nostro settore chiaramente. Però ripeto, in questa fase qua i voucher, anche se non saranno sicuramente motivo di discussione per l'intervento che farà il Premier, ma sono un qualcosa che ci rende assolutamente oggi è necessario per affrontare la stagione, e ripeto, e anche le vendemmie che non sono così lontane. Poi è chiaro che quello che chiede un po' tutto il comparto è la riapertura del canale dell'Horeca, della ristorazione, per dar modo a tutte quelle realtà, non solo vinicole, ma anche diciamo
del mondo del tiro caseario e non solo, che hanno comunque nell'ambito della ristorazione una fetta importante di distribuzione e di vendita. Sarà sicuramente l'ultima fase, quella lì che verrà affrontata in ristorazione con tutte le prescrizioni del caso, ma già pensare appunto che ci sia questa opportunità e che i locali siano aperti, gli agriturismi e quant'altro, è già un motivo di ottimismo, di apertura e di riapertura, per cercare di tornare prima possibile a una normalità che non sarà più quella di prima, ma almeno non essere così vincolati come siamo adesso. Sicuramente, credo dalle anticipazioni insomma, che trapelano comunque relativamente a quelle che potrebbero essere le misure, che per questo tipo di settore bisognerà attendere ancora un po', proprio perché per la natura stessa insomma, della convivialità si dovrà attendere più che per altri settori. Presidente, io la ringrazio per questo collegamento, per la sua disponibilità, grazie e un augurio di una buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti, buona Pasqua alle vostre famiglie e anche buona salute a tutti. Grazie a Giorgio Polegato, presidente della Coldiretti di Treviso. Abbiamo parlato appunto della Pasqua, abbiamo parlato della situazione anche di difficoltà nella quale si possono trovare per la spesa molte famiglie. Dalla nostra redazione di Padova c'è un servizio che arriva proprio dal Bignasego sulla spesa sospesa, nel senso che proprio come succede molto spesso al sud, dove c'è l'usanza per esempio di lasciare il caffè sospeso al bar per quelle persone, quindi il caffè già pagato per quelle persone che non se lo possono permettere, in questa situazione di difficoltà nella quale si trovano improvvisamente ad essere catapultate tante famiglie anche del nostro territorio, ad Albignasego è partita questa iniziativa solidale di spesa sospesa. Vediamo. C'è anche il sindaco Filippo Giacinti impegnato con i volontari che da una settimana stanno distribuendo gli oltre 1200 pacchi di generi di prima necessità a 200 famiglie in difficoltà del comune di Albignasego. Si è mossa fin dalle prime ore un'immane macchina organizzativa, spiega il primo cittadino, che ha coinvogliato in maniera puntuale e precisa il movimento spontaneo legato a quello che abbiamo chiamato progetto spesa sospesa, attraverso il quale chi ha potuto ha donato generi di prima necessità, alimenti e prodotti per l'igiene, lasciandoli negli 11 negozi che hanno aderito all'iniziativa. Nei pacchi però anche una vera e propria sorpresa. È stato infatti inserito un uovo di Pasqua per portare un sorriso anche ai bimbi in questo momento difficile. E restiamo nel Padovano perché ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione nelle case di riposo, una appunto delle situazioni che nell'ultimo periodo preoccupano maggiormente. Sentiamo. Si cerca di pensare alla Pasqua con i fioristi che hanno regalato fiori e piantine di orchidee per gli ospiti della casa di riposo di Merlara. E poi ci sono i tablet portati dall'Azione Cattolica e da un cittadino, le colombe e le uova di cioccolato, ma all'interno della struttura Scarmignan si piange una nuova vittima, una 95enne del posto. Il numero dei decessi sale così a 25. Il triste bollettino delle case di riposo del Padovano si allunga. Giovedì mattina si è spenta anche un ospite del pensionato di Galzignano. Aveva 84 anni ed era ricoverata all'ospedale di Schiavonia da una settimana. Qui i morti ad oggi sono 17. Anche il centro residenziale anziani di Borgo Padova, Cittadella, piange la terza vittima, un ospite di 83 anni. Per quanto riguarda invece la casa di riposo di Bovolenta, il sindaco ha comunicato che gli ospiti positivi sono 46, mentre altri 23 risultano negativi. In questa situazione comunque difficile non si ferma la delinquenza e di questa mattina la notizia di un'operazione della Guardia di Finanza che ha identificato una falsa Coop per permessi di soggiorno, denunciati i due gestori che evadevano tasse e contributi. Ci aggiorna in diretta telefonica da Vicenza Gabriella Basso, buongiorno. Buongiorno da Vicenza, si chiama compromesso di soggiorno l'operazione della Guardia di Finanza di Schio che in un anno di indagine ha portato alla luce un'attività illegale volta al rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari.
2 le persone indagate di 52 e 42 anni di origini marocchine per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 37 le persone segnalate all'autorità giudiziaria per falsità ideologica, per induzione in errore del pubblico ufficiale e soggiorno illegale, 160 invece i rapporti di lavoro fittizi che sono emersi. I 2 soggetti indagati difatti avevano messo in piedi una vera e propria società fantasma di pulizie volta all'unico scopo di creare appunto finti contratti di lavoro al fine dell'ottenimento da parte di immigrati di diverse nazionalità di appunto permessi di soggiorno o di rinnovi. La ditta, con sede a Marano Vicentino, dove in realtà era in uno stabile in costruzione fin dall'inizio del controllo fiscale, risulta essere un evasore totale delle imposte e contributi per 600.000 euro. Dall'indagine è emerso anche che esisteva un vero e proprio tariffario dai 500 agli 800 euro relativamente al rilascio di contratti di lavoro di assunzioni false, per ogni invece busta paga, appunto sempre fittizia, dai 100 ai 150 euro, ammontari che erano variabili a seconda delle disponibilità dei richiedenti. Da Vicenza è tutto, la linea torna allo studio. Grazie allora a Gabriella Basso. Noi ora parliamo della Pasqua, perché siamo andati a chiedere ai bassanesi con quale spirito vivranno quest'anno questa festa. Sentite cosa ci hanno risposto. Una Pasqua anomala, una Pasqua in quarantena. Con quale spirito si affronta questa festività? Normale, spirito normale. È più forte la speranza di tornare alla normalità o un po' la paura, insomma, di quello che stiamo vivendo? Un po' non che io abbia paura, ma la paura fino a quando ne avremo, perché io non penso che presto si concluderà. Si cerca almeno religiosamente di pensare a qualcosa che può darci un po' di fiducia, e per il resto della situazione cerchiamo di stare tutti alle regole che ci hanno dato e speriamo che passi in fretta. La speranza c'è sicuramente sempre, è sempre stata nell'indole dell'essere umano, e se non siamo ottimisti e speranzosi noi è finita. Noi da buoni credenti, specialmente nel Signore, sappiamo che questa cosa finirà prima o poi. Ci basiamo solo su quello. Questo è l'augurio che posso fare a tutto il mondo, non solo agli italiani. Uno spirito un po' malinconico per situazione. È più forte la paura o la speranza di tornare alla normalità? Un po' tutte e due, perché in questo momento c'è un po' paura, però dopo si spera che più avanti possa andare meglio, ma non so, speriamo bene. Ma l'affronteremo ovviamente stando a casa, perché altro non si può fare, ma speriamo comunque di viverla serenamente e di imparare qualcosa dalla difficile situazione in cui siamo, con la speranza che ci resti in mente qualcosa per il futuro. Ed è tutto per questa edizione straordinaria, noi ci fermiamo, riprenderemo come sempre alle 17:30. Grazie per essere stati con noi, un buon pomeriggio.